schiacciata dagli abusi del potere, di gente infame che non sa cos'è il pudore. Si credono potenti e gli va bene quello che fanno e tutto gli appartiene. Tra i governanti, quanti perfetti e inutili buffoni, questo paese è devastato dal dolore, ma non vi danno un po' di dispiacere quei corpi in terra senza più calore. Ma come scusare le iene negli stadi e quelle dei giornali? Nel fango affonda lo stivale dei maiali. Me ne vergogno un poco e mi fa male vedere un uomo come un animale. Non cambierà, non cambierà. Sì, che cambierà, vedrai che cambierà. Che non si parli più di dittature, se avremo ancora un po' da vivere, la primavera intanto tarda ad arrivare. In effetti, povera patria, lo diciamo quasi tutte le mattine, che fine faremo? C'è veramente un malessere, proprio un senso di smarrimento di tutte le persone che io incontro, quasi tutte. Io non incontro i ricchi, i VIP, incontro le persone per bene, quelle che lavorano seriamente, che pagano le tasse, pensionati, giovani. E sono veramente preoccupata. Primo perché, come vi ho detto, stanno crescendo il numero di banchi alimentari e questo mi preoccupa, che vuol dire che sta crescendo il numero dei poveri e la povertà a 360 gradi. E poi perché qualcuno non ascolta questi milioni buttati per cose inutili che servono a pochi, che vanno a riempire le tasche di tanti, di pochi ma che ne hanno già tanti. E invece di aiutare queste difficoltà, queste persone, specialmente gli aiuti alla persona. Ne parleremo questa mattina con due ospiti graditissimi. Abbiamo in presenza Valerio Delfinio, grazie ingegnere di essere qui, responsabile della provincia di Treviso, comunità Sant'Egidio. Perciò pensate che contenta che è la Mirella a confrontarsi, diciamo, con un collega quasi. Grazie dell'invito e buongiorno. Per parlare proprio di quello che sta succedendo, come abbiamo aperto il 2024, come si è chiuso il 2023. Sant'Egidio ha dei numeri importanti, è una delle associazioni più importanti a livello nazionale. Saluto anche il professor Angelo Antonini, collegato da Padova,
Padova, professore ordinario di neurologia all'Università di Padova. Grazie anche a lei, professor Antonini. Buongiorno a tutti. Buongiorno di essere qui con noi. Allora, partiamo proprio dall'ingegnere Delfino. Allora, ingegnere, cosa mi racconta? Come si è chiuso il 2023, proprio voi che assistite anche con le mense, con tutto quello che avete a disposizione per cercare di aiutare le fragilità. E fragilità, poi ci rivolgeremo anche al professor Antonini, anche mentali, non è facile, ci sono dei punti di riferimento che loro devono avere. Se cosa succederebbe? Prego, ingegnere. Sì, buongiorno, innanzitutto grazie per l'invito. Sì, è stato un anno in cui abbiamo veramente toccato con mano anche, a nostro avviso, un deterioramento continua questo deterioramento della società, che senz'altro, si dice spesso, il Covid ha peggiorato, ed è la verità, soprattutto nella salute mentale. I poveri sono aumentati, i poveri non soltanto di mancanza di beni di prima necessità, senza tetto, senza fissa dimora, ma è aumentata tantissimo la solitudine degli anziani. Faccio un esempio: nonostante siamo riusciti a mettere a tavola a Natale 1000 persone, tra famiglie eccetera, abbiamo constatato che ci sono ancora tanti anziani che nelle case di riposo, pur avendo famiglie, passano anche il giorno di Natale da soli. È una cosa che ci fa molto male, perché veramente c'è questo continente o questa popolazione che è la nostra storia, la nostra saggezza degli anziani, che non viene, diciamo, non riceve affetto e non riceve. E poi ecco il grande dramma dei giovani. Adesso non vorrei parlare a lungo, però il grande dramma dei giovani, perché veramente siamo in un tempo molto complicato, in cui effettivamente noi assistiamo a tante difficoltà dei giovani, che si trasformano poi anche in derive di varia natura e anche in somatizzazioni. Tanti giovani si autolesionano, tanti giovani hanno problemi di varia natura, problemi alimentari, problemi psicologici, anche psichiatrici. E dall'altra parte, in certe zone, diciamo anche di Treviso, ci sono delle aree dove non ci sono proposte per i giovani, e quindi chi ha meno capacità economiche finisce poi per prendere delle pieghe molto brutte, ecco. Quindi, a mio avviso, io non ho i numeri, ma io penso che il tema della droga è in aumento, oltre a quello dell'alcol. Allora, ingegnere, io confermo tutto quello che lei dice, perché anch'io, grazie alle esperienze che faccio quasi quotidianamente come lei, mi accorgo che qualcuno non sta ascoltando. E quei sindaci che ascoltano non hanno le possibilità sia economiche che strutturali per dare risposte. Vero. Ma non a caso, perché a mio avviso c'è un business che sta superando il limite veramente della decenza. Noi pensiamo che qualcuno dovrebbe pensare, riflettere. Siamo un popolo che sta diventando anziano, diversamente giovani, come li chiamo io, perché non mi piace chiamarli anziani, che ha bisogno di tanta assistenza, che ha bisogno anche di essere un po' coccolato, come dice lei, perché ho avuto il responsabile della geriatria di Treviso, il dottor Rossi, il quale è anche un po' imbarazzato, appunto, ha detto che delle volte, ecco, queste famiglie, qualcuno, diciamo così, perché era imbarazzato anche a dirlo, anche se io ho detto molti li parcheggiano, perché questa è la verità, questi anziani che hanno dato tanto, che hanno sacrificato tanto, che dovremmo invece accompagnarli in maniera veramente dolce, ecco, con dolcezza, farli atterrare dolcemente, dico io. Ecco, chiedo al professor Angelo Antonini, siccome mi stanno partendo i neuroni, professore, ecco, mi spieghi, perché veramente mi stanno partendo, visto le notizie che ho letto anche questa mattina in merito a tanti soldi che saranno sprecati, milioni e milioni, ecco, dal suo punto di vista, com'è la situazione, professor Antonini, anche per quanto riguarda la sanità, per quanto riguarda anche voi che cercate di mettercela tutta per dare, ecco, un supporto a queste persone che hanno difficoltà, ma soprattutto a curare, ecco, il vostro, questo, e soprattutto a capire a questi studenti, a questi ragazzi che bisogna lottare nella vita, sacrificare, cercare di raggiungere l'obiettivo anche in merito a quello che decideranno di fare. Prego, professor Antonini.
Grazie, perché ha toccato uno dei punti critici, credo, dell'organizzazione sanitaria oggi. Ci sono tanti giovani, molti sono molto volenterosi, vogliono darsi da fare, ma c'è una scarsa organizzazione, una difficoltà enorme nel collegare, per esempio, quello che noi facciamo in ospedale con quello che succede a casa, particolarmente nelle malattie croniche, Parkinson, Alzheimer. Quindi molte volte diciamo, noi ci sforziamo di trasmettere l'entusiasmo, la voglia di essere coinvolti attivamente nella gestione anche delle persone di cui avete parlato poco fa, che sono un po' più avanti negli anni, magari soffrono di disturbi del movimento, problemi cognitivi, ma poi c'è una grandissima difficoltà da parte del territorio di prendersene carico. È molto difficile, per esempio, per noi interfacciarci con i medici di famiglia, ma non per colpa è proprio il sistema che effettivamente è molto scollato. Quando ci sono delle difficoltà, molto spesso le persone a casa non hanno altro possibilità che inviare il paziente, la persona che ha un disturbo in ospedale. I pronto soccorsi spesso sono molto affollati, soprattutto negli ospedali grandi come quello di Padova, che accoglie decine di migliaia di persone ogni anno, e chiaramente poi offrire un servizio adeguato, inserire una persona giovane in un sistema che è molto molto stressato, molto compresso, diventa difficile. Anche la formazione stessa diventa difficile. Molti dei miei studenti che fanno medicina fanno fatica poi nei primi ad inserirsi, proprio perché si vedono un po' gettati nel fronte, come dico io, cioè portati magari in strutture senza un'adeguata preparazione pratica, e questo è perché chiaramente non abbiamo la capacità per accogliere grandissimi numeri di studenti. Anche quest'anno capisco l'esigenza di voler formare più medici, però chiaramente le strutture dove i medici si formano sono sempre le stesse, le dimensioni e l'organizzazione di queste strutture, penso all'ospedale di Padova, dove noi facciamo il massimo, ma abbiamo quasi 1500 posti letto, quindi è una struttura monster gigantesca, con tante necessità anche logistiche, dove i giovani fanno fatica spesso a praticare, ad imparare. E io credo che questa necessità di sviluppare rapidamente delle competenze anche umane nella comunicazione sia un po' alla base delle difficoltà che tutti noi cittadini viviamo quando siamo dall'altra parte, quando abbiamo un problema medico, e soprattutto nelle forme neurologiche, psichiatriche, dove il disagio è sicuramente maggiore. Lì chiaramente la difficoltà e la necessità di interfacciarsi con qualcuno che sia esperto è massima, e avere risposte immediate oggi è difficile. Credo che stiamo vivendo un periodo di transizione molto molto complesso per la nostra sanità, anche in Veneto, dove il Covid ha stravolto dei meccanismi di prenotazioni di visite, di accesso ai servizi anche territoriali, che si fa fatica a ripristinare, anche un po' per le difficoltà economiche che tutti noi viviamo e l'enorme costo che questi servizi sanitari hanno per la comunità. Però, professore, tanto la ringrazio per quello che ha detto, però io prima ho detto una cosa e sono convinta di questo, e ho la fortuna di essere libera di dire quello che penso, quello che vedo e quello che sento. Hanno puntato molto sulle strutture, mentre noi avevamo bisogno di servizi alla persona, e i fondi del PNRR all'inizio erano molto chiari, il terzo settore, ma il terzo settore è talmente grande, talmente immenso, che sono riusciti a deviare questo denaro su strutture, per carità, anche utili. Ma io dico sempre, professor Antonini, che non me ne può fregare di meno di avere il letto d'oro e la macchina di ultima generazione, se poi non ho la persona che mi cura, il medico, l'infermiere, il chirurgo. Ecco, questa squadra di competenza che mi farà star bene. Oppure la grande operazione riuscita, torno a casa e non ho il supporto che dovrei avere. Allora crolla tutto, crolla quel castello bellissimo, ma è un castello fatto di carta, che è il primo, è il primo impatto, è il primo
paletto cade completamente. Ma perché non pensano a questo, professore? Perché è inutile che continuiamo a parlare di strutture, di intelligenza artificiale, ma c'è sempre l'uomo, la persona umana dietro a questo. E se non ce l'abbiamo, cosa ce ne facciamo? Prego, professore. Allora, penso che lei abbia fatto un'analisi eccellente del problema, perché purtroppo molto spesso è più facile mostrare la macchina di ultima generazione che far vedere quanto sono bravi un gruppo di persone a prendersi carico di un malato. Chiaramente è più facile fare un acquisto, magari spendendo anche cifre importanti, svariati milioni di euro, piuttosto che organizzare meglio l'attività territoriale per prendersi cura di chi invece a casa ha delle difficoltà e viene magari lasciato solo perché non ce la fa neanche con l'assegno di accompagnamento di 500 euro al mese, chiaramente insufficiente. Io credo che questa enfasi effettivamente sulla tecnologia sia importante, ma la tecnologia ha bisogno anche di persone che la possano pilotare. È inutile comprare la Ferrari se poi nessuno ha la patente per portarla. E molto spesso però è più facile comprare quella che far abilitare alla guida 5.000 persone. E io credo che effettivamente la popolazione voglia proprio questo, voglia dei servizi, sì, anche all'avanguardia, però voglia anche che quando tu torni da un ricovero, per esempio, o ti sei rotto una gamba, hai messo una protesi o hai una malattia cronica, che qualcuno poi ti aiuti e ti faciliti l'accesso alle strutture riabilitative, ad avere un supporto domiciliare anche magari per un periodo breve. Tutto questo purtroppo non accade e io credo che ci sia un problema che dovrà essere risolto rapidamente, perché i cittadini si lamentano molto, ma si lamentano non tanto di quello che succede quando arrivi in ospedale, ma di quello che poi dopo accade quando magari c'è qualcosa che non va, oppure vieni dimesso dall'ospedale, oppure hai un problema che non si può curare, dove invece avresti bisogno di un sostegno e di un supporto multidisciplinare. Ecco, questo far lavorare la gente insieme, professionisti diversi sul territorio e interfacciati adeguatamente con l'ospedale, con i medici di medicina generale, credo che è la grande sfida che ci aspetta. Ed è più grande, che non serve l'intelligenza artificiale per quello, magari serve l'intelligenza artificiale per organizzarla bene e fornire il servizio in maniera adeguata. Ecco, quello noi cerchiamo di insegnarlo, ma è molto difficile. I nostri insegnamenti all'università, gli studenti di medicina sono per singole materie, è difficile avere un corso multidisciplinare, questo non esiste. Quindi gli studenti escono, diventano medici o diventano infermieri e non hanno idea di come poi può essere organizzata l'attività successivamente dopo la loro laurea. Guardi, professor Antonini, la ringrazio per la chiarezza con quale ha cercato di spiegare i veri problemi che ci sono. E veramente questo fa molto male, perché abbiamo delle eccellenze nel territorio. Questa mattina abbiamo il professor Antonini, ecco, ma io ho avuto anche il professor Gerosa, ho avuto anche il professor Garattini, che hanno detto: professor Antonini, il professor Garattini ha detto a noi donne: svegliatevi, guardate che state prendendo i farmaci testati sugli uomini, dovete svegliarvi, dovete fare qualcosa, ci sono troppi farmaci, prendete i troppi farmaci, gli integratori, attenzione. Ha cercato di mandare dei messaggi positivi, di sicuro il professor Garattini non è l'ultimo della classe, però anche lui non viene ascoltato, nessuno lo sapeva, noi non lo sapevamo. Io avevo un avvocato e un sindaco e è rimasta allibita donna poi quando ha sentito che il professor Garattini ha detto questo, questi farmaci testati sugli uomini che prendiamo noi donne. Allora sentiamo Rinaldo da Venezia. Vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Innanzitutto l'ingegnere volevo salutarlo e ringraziarlo per quello che fa per la povera gente, perché se non che fosse persone come l'ingegnere e come di te, Mirella, sarebbe ancora appeso. E dopo persone anziane non c'è da buttare via, perché persone anziane è radice di un popolo, è un albero senza radice morto. E quello che dai giovani adesso, è quello che abbiamo fatto noi altri anziani, per la comunità, e quello che farà noi per gli anziani che vengono da noi. E dopo al professore voglio dire che abbiamo un'eccellenza qua a Padova che si insogna la gente.
Guarda, delle volte ti fa venire i cantanti famosi, il professor Daiucci, la salvavite, non si ricorda mai di questa gente, di questi medici bravi, che lavorano 15 ore al giorno, che lavorano tanto, ma non per ore, perché, giustamente perché la mangiano calori, ma per l'amore che dà verso il prossimo. E se questo è l'errore che io da insegnargli potei, non portarli a vedere, guarda là, porti a vedere un ospedale e vedi come vive la gente. Ti ha capito, Mirella? E anche i politici. Va in Sardegna, andare una settimana in ospedale a vedere certi reparti, come che tocca lavorare, mi sono stato abbastanza in ospedale quest'ultimo tempo. Ieri chi correva, gli dava il massimo. E ora, cosa ne mi cerca? Abbiamo bisogno di andare dell'intelligenza artificiale. Un artigiano, quando che fa una roba, e crea una roba, e la crea col cuore, con l'estero, con l'aiuto, e che mette l'anima e il cuore. Quella è l'intelligenza che abbiamo negli altri umani, è l'intelligenza artificiale, poi l'aiutate, date la mano, ma non sarà mai come gli altri. Se mi faccio il brodo, me lo faccio col cuore, per dirti, faccio una roba e faccio col cuore, è il piacere che ti dà di farla, di pensarla. Questa è vita, no tutto i telefoni, tutto serve, perché è giusto che sia tutte queste robe, perché guarda, morimmo a 60 anni, a 90 siamo ancora qua, e lì si stufo di vedere, perché vabbè, diremo massa. Ma allora, aiutai la povera gente e vedere che andai in letto, che facevo un'opera buona, ti dai in letto, ti ciappi il sonno, nel mio cuore è giusto. Dai Rinaldo! Ciao Mirella, buona domenica e buongiorno ai tuoi ospiti. Grazie al nostro caro Rinaldo, sempre presente con le sue riflessioni. Allora andiamo a vedere anche questo in Giovani di Sant'Egidio, Giovani Incontro per la Pace. Andiamo a vedere dove sono i giovani, che diciamo non sono mai dove dovrebbero esserci. No, ci sono loro in effetti. Andiamo a vedere. La pace si costruisce ogni giorno con i piccoli gesti per aiutare i più deboli e i soli. È il messaggio che lanciano gli oltre 1000 giovani studenti delle scuole superiori universitarie che arrivano da 13 paesi europei all'incontro dei Giovani per la Pace, il movimento legato alla comunità di Sant'Egidio che si svolgerà fino al 27 agosto tra Padova e Venezia. Siamo un gruppo di 30 giovani da Parigi e Lyon. Siamo proprio l'esempio di un'Europa che non ha confini e siamo contenti per questo. Siamo qua perché crediamo nella pace e siamo contenti di ritrovare i nostri amici che come noi costruiscono la pace ogni giorno nelle loro città. E per noi questo vuol dire stare vicino ai più poveri, ai bambini soli, agli anziani, ai senza fissa dimora. Quindi una pace concreta. L'impegno ogni giorno nelle periferie delle città che nei mesi estivi non si è mai fermato e ha tramutato le ferie in vacanze solidali con i rifugiati nei campi della Grecia e di Cipro. In questi campi ho imparato cosa vuol dire la parola speranza, ho imparato cosa vuol dire non avere più nulla, essere scappati dalla propria vita normale e ritrovarsi stranieri in una terra altrui, e ho capito che cosa vuol dire essere la fortuna che ho io a poter dare una mano, perché nei campi in Grecia io ho imparato che anche la mia piccola vita può essere messa a frutto. A Padova l'incontro in fiera nel padiglione 11 per parlare di pace e accoglienza, poi la preghiera nella Basilica del Santo e domenica, infine a Venezia in piazza San Marco il flash mob finale. In Veneto sono arrivati anche 70 ragazze e ragazzi provenienti dall'Ucraina. Hai paura? Possiamo dire di grande crisi umanitaria perché la guerra ha portato a grandissima povertà. E poi sempre tanti morti, diciamo, ogni giorno. Allora, un servizio molto importante, li avete visti? Li avete visti? Guardate che ci sono i giovani, è che non ve li fanno vedere, ma la Mirella ve li fa vedere, perché sono loro, ci sono. Prego ingegnere, cosa dici? Grazie anche per questo. No, grazie a voi che avete mandato anche questo momento che per noi è stato un momento topico dell'anno, in cui veramente sono arrivati da tante parti d'Europa, erano 13 paesi europei, esatto, molti dall'Ucraina, che senza risorse hanno messo da parte euro per essere presenti a questo incontro che facciamo ogni anno,
in una città diversa europea. E i giovani sono una potenza, io lo vedo a Treviso, posso dire che la parte più forte della comunità di Sant'Egidio a Treviso è senz'altro quella dei giovani. Ci sono giovani che diciamo seguono in 2 quartieri le scuole della pace, quindi fatta da giovani e indirizzata ai bambini del quartiere e agli adolescenti, e proponendo contenuti di pace, di collaborazione, di amicizia, di vivere insieme, di saper vivere insieme, di incontro con le altre generazioni, quindi l'incontro con gli anziani, di parlare anche di temi legati alla guerra, perché secondo me anche da bambini si deve parlare che il mondo oggi è in fiamme, quindi certi contenuti opportunamente diciamo trasmessi, però cioè, bisogna creare una nuova generazione che lotta per creare una pace anche sociale, perché dove c'è ingiustizia, e a Treviso ce n'è tanta di ingiustizia, non c'è pace. Quindi io penso che anche Treviso non è una città che è in pace, e quindi il lavoro per la pace è un lavoro proprio che è dei giovani per la pace, quindi è proprio nel loro nome che noi... Ingegnere Delfino, cos'è che la preoccupa di più in questa apertura dell'anno 2024? Quello che veramente sente che qualcuno non sta ascoltando, cos'è che la preoccupa di più di questa povertà in aumento, di questa disperazione, di questa solitudine e attenzione di questa depressione? Guardate che la depressione è una delle peggiori malattie, ma veramente, perché qualcuno si può curare, ma la depressione, se non sei seguito bene, ti distrugge. Prego. Sì, assolutamente. Io penso che è la salute mentale della gente, cioè la nostra salute mentale della popolazione sta molto peggiorando. Io vedo che non vengono date risorse, ci sono tanti bravi servizi sociali, persone che vorrebbero essere più vicino alle persone sofferenti, ai più anziani, alle persone deboli, ma non hanno le risorse per poterlo fare. Cioè, ci sarebbe molto da cambiare nel sistema di dare servizi alle persone. E poi secondo me io penso che noi genitori, noi che abbiamo figli che crescono, dobbiamo metterci più in gioco, perché sono tanto preoccupato per appunto la salute mentale e soprattutto della fascia giovanile, e quindi questa è una ferita che ho nel cuore e che mi porto avanti, ecco. Allora andiamo a Vicenza, prima di dare la parola al professor Antonini, andiamo a vedere proprio neuropsichiatria infantile, casi in aumento. Andiamo a vedere e a sentire. È un trend in aumento negli ultimi 10 anni. La pandemia è stato sicuramente un acceleratore per una serie di disturbi e non solo, anche di disagi che si possono manifestare nell'età preadolescenziale e adolescenziale. I disturbi compaiono sempre più precoci e questo, come dire, cambia anche la traiettoria evolutiva del minore. Quando il disturbo è più precoce necessita di un intervento altrettanto precoce e multidisciplinare per modificare la traiettoria di sviluppo. I dati purtroppo confermano la tendenza anche a Vicenza. Al San Bortolo lo scorso anno sono stati 132 i bimbi ricoverati nel reparto di pediatria contro i 98 dell'anno precedente. Un trend in crescita dei disturbi neuropsichiatrici infantili, tanto da diventare una sorta di emergenza nascosta. Quasi triplicati i ricoveri in 10 anni. Nel 2012 furono solo 40. Per questo l'Usberica ha potenziato il servizio attivando 4 posti letto in più e un'area diurna dedicata ai piccoli pazienti. Una gestione integrata non solo tra ospedale e territorio, ma anche multidisciplinare tra specialisti pronti a collaborare per fare fronte alle diverse forme di disagio che soprattutto dopo la pandemia stanno emergendo tra i minori. È un lavoro che si integra tra neuropsichiatri e pediatri, perché la patologia necessita proprio di un'integrazione professionale di questa tipologia. Abbiamo seguito quelli che sono i criteri anche legati alla tipologia di posti letto
e quindi diciamo che stiamo lavorando con un ampio aspetto anche di sicurezza. Il livello di attenzione deve rimanere alto da parte di noi genitori e di noi professionisti, e quindi quando ci accorgiamo che c'è una modifica a livello anche delle routine, delle abitudini dei nostri bambini e dei nostri ragazzi, segnalarlo ai curanti, quindi in primis ai pediatri, i medici di medicina generale, chiedere appunto un confronto e parlare con loro, e soprattutto anche un legame importante e una collaborazione e comunicazione importante non solo con i ragazzi ma anche con gli insegnanti. Allora, professor Antonini, prima di commentare questo servizio, sa cosa mi dice qualche anziano quando viene diversamente giovane, quando viene al banco alimentare? Chissà che mi venga l'Alzheimer, Mirella, così ho finito di soffrire. Pensate cosa pensano queste persone, una cosa veramente che mi fa un male, professore, che lei non ha idea, perché poi sono delle persone pacate, umili, buone, rispettose, hanno delle qualità che noi ci sogniamo di vedere in tanti giovani che dovrebbero imparare, però ne abbiamo anche molti di bravi. Allora, come commenta, com'è la situazione proprio per quanto riguarda l'Alzheimer, il Parkinson? Sono malattie che cominciano a colpire anche non solo i diversamente giovani, ma anche età molto giovane, direi quasi. Prego, professore. Allora, sicuramente non c'è solo un aumento di casi di disturbi del neurosviluppo, come li chiamiamo noi, quelli che avete visto prima, ma anche un grande aumento di casi di malattie neurodegenerative. Questo è documentato proprio dai numeri delle persone che si rivolgono ai medici di medicina generale per richiedere una visita e poi la effettuano per queste malattie. Pensate che negli ultimi 10 anni abbiamo fatto un'analisi in Regione Veneto, c'è stato un aumento del 20% di persone che sono state visitate e vengono visitate per malattie di Parkinson o Alzheimer. Quindi c'è sicuramente qualcosa che in qualche modo sta facendo aumentare i casi. Noi pensiamo che sia un po' l'inquinamento ambientale, lo stress della vita che noi abbiamo quando abbiamo 40-50 anni, le difficoltà sicuramente contribuiscono. Abbiamo una serie di nuovi farmaci che speriamo che poi arriveranno anche in commercio, nel senso verranno distribuiti attraverso gli ospedali. Per esempio per l'Alzheimer c'è una nuova terapia che però dovrà essere effettuata endovena una volta al mese, che è stata adesso proposta alle autorità regolatorie europee e italiane. Negli Stati Uniti è già disponibile, però chiaramente immaginate quante persone con malattie di Alzheimer anche all'esordio, con disturbi di memoria ci sono. Immaginiamo che il nostro sistema debba in qualche modo valutarli tutti e valutare se hanno una malattia effettivamente attiva e trattarli. Ecco, la prevenzione purtroppo non funziona molto bene né nel Parkinson né nell'Alzheimer. Anche nel Parkinson abbiamo una serie di trattamenti che stiamo sviluppando e che ci auspichiamo nell'arco di 1 o 2 anni arriveranno anche nelle nostre farmacie, nei nostri ospedali, dove noi ci stiamo valutando la possibilità, testando la possibilità di rallentare o modificare il decorso della malattia. Anche lì parliamo di 20-30.000 persone nel Veneto che hanno il Parkinson e forse 50-60.000 che hanno l'Alzheimer. Immaginiamo che la necessità che c'è sul territorio di creare una rete in maniera tale che queste persone ricevano poi magari anche dei trattamenti che sono, come nel caso del cancro, potrebbero modificare il decorso della malattia. Ci sono delle novità, ma noi facciamo anche molta fatica poi dopo a implementarle, a creare degli spazi adeguati affinché queste persone possano riceverli. E questo richiede un cambiamento drastico nell'organizzazione dei servizi. Quello che dicevo prima, non può essere che tutti vengano a Padova o a Treviso o a Mestre o a Vicenza, a San Bortolo a fare per trattamenti complessi. Ci vuole un maggior sviluppo anche del territorio, una maggiore integrazione con i servizi territoriali, lo sviluppo di strutture che consentiranno nel momento in cui queste terapie saranno disponibili anche alle persone di essere trattate regolarmente nel tempo. Purtroppo forse a casa non sarà possibile all'inizio,
Però chiaramente questa è una delle sfide. E Noi poi le possiamo racconto fare anche nuove di un terapie. fatto, professor Antonini, che sono veramente, non so più dove appellarmi. Allora, abbiamo Luisa da Verona. Vai Luisa. Buongiorno Mirella, Buongiorno. buongiorno all'ospite. E allora Mirella, volevo portarle una cosa, che io ho avuto una figlia che è nata a dicembre del 1986, quindi è il primo mese di gravidanza, è scoppiato Chernobyl. Allora eravamo anche in maternità tutte un po' impaurite per quello che vedevamo che succedeva là. Naturalmente là ci sono state proprio cose da non neanche pensare, però al momento della nascita tutti abbiamo chiesto ai medici se il bambino è sano, se quello che fanno tutti i genitori, penso, però il problema per noi era maggiore. I medici ci hanno detto: guardate che noi nelle nascite di quest'anno non abbiamo visto problemi in più di quelli degli altri anni, il decorso è stato uguale, quindi state tranquille. Però cosa è venuto fuori? Che dopo si sono anche detti che i problemi non ci saranno adesso per noi, che la nube è arrivata più alta, è arrivata dopo e che l'inalazione praticamente è stata diversa del territorio dove è successo, che i problemi ci saranno fra 30 anni e i problemi dove saranno in tutto l'apparato del corpo, praticamente alle ghiandole, pancreas, tiroide, questo fattore. Allora, siccome una sera alla TV c'erano un po' di medici e parlavano che hanno fatto un incontro per vedere come mai nell'ultimo anno i tumori al pancreas sono triplicati e anche su persone molto giovani, e fatalità ne ho avuto l'esperienza anche dei miei parenti, e non si sta spiegando il perché. Allora mi chiedo, ma non è che alla fonte ci sia qualcosa di vero di quello che avevano detto allora? Poi un'altra cosa Mirella, la settimana scorsa, non ricordo, non le dico perché è stato girando i canali, in un programma c'erano 3 medici, erano sicuri, altri 3 non so se erano infermieri o comunque della sanità, persone che abbiamo visto anche lì da lei, medici, che contrari al vaccino, e che loro dicevano che praticamente nessuno si chiede come mai stanno sorgendo tantissimi tumori e magari non fanno riferimento che abbiamo fatto tanti vaccini e questo può creare disturbo al nostro sistema immunitario. Questi erano di sicuro Novax, perché li ho visti in faccia. Ecco, volevo sentire qualche parere dal professore. Mi dispiace Luisa, ma non ho ricordi di aver avuto un medico Novax. Mi dispiace tanto per te, ma io me li ricordo bene, i miei ospiti, penso proprio di no. Comunque risponderemo a Luisa, grazie della telefonata, ma adesso devo assolutamente andare in pubblicità. E siamo con Valerio Delfino, responsabile della provincia di Treviso della comunità di Sant'Egidio Veneto, e abbiamo anche il professor Angelo Antonini da Padova, professore ordinario di neurologia all'Università di Padova. Allora intanto vorrei mandare la locandina perché domenica proprio ci sarà questa inaugurazione di questa bellissima mostra fotografica. Le associazioni abbracciano le associazioni per ricordare, perché ci sono più di 40 associazioni che partecipano, durerà tutto il mese di febbraio nei weekend, sabato e domenica, dalle 10 del mattino alle 13 e dalle 14:30 alle 18, per sentirsi meno soli. Questi genitori, questi familiari che si sono rimboccati le maniche per cercare di dare una risposta, ma non si conoscono. Voi dovreste averli visti lavorare assieme per la prima volta, il pianto, gli abbracci, per condividere il dolore. Perciò chi ha piacere di venire, domenica ci sarà questa inaugurazione alle 15 a Villa Margherita Inclusiva. Ecco, spero che venga anche l'ingegner Delfino, perché è una voce autorevole e importante del nostro territorio. Però detto questo, professor Antonini, oltre a rispondere alla nostra Luisa da Verona, io ho sempre da Verona, ho ricevuto una telefonata l'altro giorno di un signore che ha detto: i vaccini hanno fatto un olocausto, specialmente le case farmaceutiche.
lei capisce che è passato un messaggio, un passaparola e anche un fai da te su internet che è devastante, perché ne basta uno per rovinare il lavoro di tutti quanti. Allora, professore, la prego, io invito tutti, ecco, queste persone competenti, io non ho ricordi di aver avuto un Novax, perché sapete che io mi sono fatta poi tutti i vaccini, se me ne dicono di farmi 7 su un colpo me ne faccio anche 7 su un colpo, perché ci credo. Quando state male dico a qualcuno: andate dal fruttivendolo, dal macellaio a curarvi, o andate in qualche posto dove ci sono delle persone competenti che sono i medici, i chirurghi, i nostri professionisti. Prego, professor Antonini. Questo è sì, un argomento che ritorna sempre, anche molto spesso nelle persone che recentemente vengono negli ambulatori e si ammalano di qualche malattia, e questo ricordo che magari di una connessione col vaccino è sempre presente, ma d'altronde purtroppo è stato anche forse le modalità con cui queste vaccinazioni si sono svolte, il trauma che tutti noi abbiamo avuto dal Covid, ci portano a collegare la vaccinazione con gli eventi, le malattie che poi si sono manifestate in quel periodo negli anni 1 o 2 anni successivi. Io credo che sicuramente ha fatto molto più male l'immobilità, il fatto di essere fermi in casa, di non potersi curare, cioè non poter fare check-up in ospedale per il cancro, non poter aggiustare delle terapie se hai delle malattie croniche, che il vaccino stesso. Poi è vero, ci sono stati casi rari di allergie, di reazioni particolari, ma mediamente secondo me l'aumento che noi vediamo di disturbi oncologici è semplicemente perché per 2 anni purtroppo non si è potuto fare nessuna prevenzione, non si sono fatte le mammografie, le colonscopie, i controlli della tiroide, perché era tutto bloccato. E questo è un po' quello che la gente dice chiaramente, loro si accorgono, tutti noi ci accorgiamo di certi effetti che sono dovuti al fatto che noi eravamo abituati ad avere un numero importante di persone sane che venivano a farsi controllare regolarmente. Questo non è stato possibile per quasi 2 anni e i costi di quella vaccinazione sicuramente hanno messo un po' in ginocchio la sanità. D'altro canto io temo che se non ci fossimo vaccinati sarebbe stata un'ecatombe proprio per l'organizzazione generale delle nostre strutture sanitarie. Io stesso sono stato nelle terapie intensive a valutare i pazienti, ho fatto giornate di vaccinazione sul campo a titolo gratuito per poter aiutare le persone più fragili a superare quella fase. Quindi credo che il vaccino non c'entri in quanto vaccino, c'entra molto di più l'impossibilità che c'è stata per tanto tempo di curarsi, e i costi o purtroppo inevitabili di quella situazione li paghiamo adesso, quando le risorse economiche si sono un po' ovviamente esaurite, ma purtroppo non c'era molta alternativa. Abbiamo Livio da Padova, vai Livio. Ciao Mirella, ciao. Un saluto ai tuoi ospiti. Non si parla mai di tutti quei giovani che hanno genitori anziani che vivono da soli e che nonostante gli impegni della vita, se sono sposati, se hanno figli eccetera, devono dedicarsi, perché è un dovere, anche ai genitori anziani, e soprattutto questo è un problema che col tempo si aggraverà ancora di più, perché gli impegni che ha una famiglia, che ha un giovane sono molti e devono accudire a loro perché è un loro dovere, d'accordo, compatibilmente anche con gli impegni di lavoro, di tempo libero, di figli, eccetera. Perciò io parlo anche in prima persona, perché io per esempio ho 2 figlie, una vive in Svizzera, però la sento spessissimo e mi aiuta su tante cose, e un'altra lavora allo IOV come infermiera professionale, e perciò è a contatto veramente con anziani che si curano per i tumori eccetera, e allora ha capito, se non avessi lei che mi supporta per visite, per andare agli appuntamenti, che mi porta di qua, di là, eccetera, perché anch'io
80 anni quasi e molti acciacchi, cosa farei? E perciò bisogna, chissà come me quanti milioni di giovani e di persone anche sposate che hanno genitori anziani soli, soprattutto genitori che hanno anche patologie come il morbo di Alzheimer o eccetera. È un sacrificio enorme, perciò bisogna rendere omaggio anche a loro, perché è un loro dovere, però comporta un sacrificio enorme. Vi ringrazio. Ciao Livio, grazie, mi fa piacere sentire che hai vicino le figlie. Allora, ingegner Delfino, come commentiamo questa solitudine? Sì, commentiamo che è una bella testimonianza, perché questi figli dovrebbero essere un esempio per tanti altri che invece non fanno come questi figli. Ce ne sono tanti che sacrificano veramente tutto il loro tempo, tutte le loro energie per accudire genitori che sono malati o che sono magari in difficoltà o che hanno... E quindi veramente è una testimonianza che va ricordata, ma come modello per tutti noi, ecco, di non dimenticarci dei nostri genitori quando diventano più anziani e di starli vicino. Allora andiamo a vedere anche questo servizio, andiamo a Trieste, povertà in regione, dati IRES. Andiamo a sentire in Friuli Venezia Giulia come gira. La pace si costruisce ogni giorno con i piccoli gesti per aiutare i più deboli e i soli. No, è il guarda che non è questo. Nel 2022 in Friuli Venezia Giulia le famiglie che hanno presentato una dichiarazione sostitutiva unica per il calcolo dell'ISEE ordinario sono state 183.101, più 17.300 sul 2021, più 10,4%, cioè quasi 517.000 residenti, 43,3% della popolazione regionale. La media è 2,8 componenti per nucleo. Solo nell'area giuliana non c'è stato aumento, lo rende noto il ricercatore dell'IRES Alessandro Russo, che ha rielaborato i dati INPS. Nel 2022 il Friuli Venezia Giulia è stata la regione con minor crescita del numero di famiglie con ISEE. L'aumento nazionale è stato doppio, più 20,5%, dopo gli aumenti degli anni precedenti. Le famiglie in situazioni più critiche, ISEE sotto i 6.000 euro, sono 34.000, 18,4%, di cui 4.685 con ISEE uguale a 0. La percentuale sale al 25% in provincia di Trieste. A Pordenone il valore più basso, 13,8%. In Friuli Venezia Giulia, in nuclei con ISEE sotto i 6.000 euro vivono 76.692 persone, 6,4% dei residenti. Pordenone e Udine hanno incidenze tra le più basse in Italia. Solo il 15,4% dei nuclei in Friuli Venezia Giulia ha ISEE superiore a 30.000 euro. Dal 2016 le famiglie con ISEE inferiore a 6.000 euro sono calate da 26,4% a 18,4%, con indicatore superiore a 20.000 da 24,4% a 34,4%. La media dell'ISEE in regione nel 2022 era di 17.957 euro, in Italia 14.540. Il 24,9% delle famiglie del Friuli Venezia Giulia che ha presentato una dichiarazione sostitutiva unica è composto da una sola persona. Tra quelle con meno di 6.000 euro di ISEE, i nuclei monopersonali sono il 45,5%. All'aumentare del valore ISEE, i monopersonali hanno un peso sempre minore, oltre i 30.000 euro sono il 15,7%, 12,6% in Italia. Trieste è la provincia italiana in cui le persone sole hanno incidenza maggiore, 33,1% nel 2022. Nel territorio giuliano le famiglie unipersonali sono quasi la metà del totale, per l'Istat è la percentuale più elevata in Italia. Le famiglie monopersonali e numerose, 6 o più, hanno ISEE più basso, in Friuli Venezia Giulia rispettivamente 13.650 euro e 12.215. Quelli di 3 o 4 persone superano i 20.000 euro. In Italia le famiglie numerose hanno un ISEE superiore a quello dei nuclei monopersonali, 10.211 contro 9.948. Avete ascoltato bene? Avete capito i numeri? Avreste mai immaginato di sentire molti ISEE a 0? Quindi vediamo, ingegnere, come commentiamo? Commentiamo perché è una fotografia della realtà, questa è la nostra realtà e anche lì parlava del Friuli Venezia Giulia, ma il Veneto non è differente, è uguale. Tutto il mondo è paese. Tutto il mondo è paese e quindi la battaglia anche che lei in prima persona porta avanti nel portare voce agli invisibili è una battaglia secondo me giusta e che dobbiamo tutti rimboccarci le maniche. Il problema è che questi invisibili aumentano sempre di più. Sì. Il problema è che non hanno parola e se non ci fosse questo mondo del volontariato che aiuta anche il professor Antonini
Ecco, questo paziente che viene portato a casa, come dice Livio, se io non avessi le mie figlie, cosa farei? Livio, se tu avessi dei numeri disponibili, di numeri di telefono, di cellulare, di queste associazioni, avresti risolto il problema, perché ci siamo, li abbiamo. Il problema è che se non sappiamo che Livio esiste e non sappiamo i dati, Livio rimarrebbe da solo, e quanti Livio? Certo. È questo che non fanno, il collegamento. Perché sai, dividi e ti impera, che io lo dico sempre, è la formula magica per la politica, per gli amministratori, perché lasciandoci divisi loro imperano, questa è la verità, ve lo dice la Mirella. Allora, professor Antonini, volevo raccontarle questo caso di questo, non so se le l'ho già detto, di questa famiglia che sto seguendo, di questa mamma con 2 creature. Uno è diventato anche il fiere della Repubblica proprio per meriti, che ha aiutato questo papà in età molto giovane, purtroppo con l'Alzheimer. Ecco, un Alzheimer ereditato purtroppo da famiglie. Si è ammalato a 35 anni, adesso in una struttura. E io, professor Antonini, quando sento questa donna, questa mamma, e sento queste 2 creature, questi bambini di 10 e di 12 anni, che vanno a trovare questo papà in una struttura che non è adatta al papà, ma non è adatta tantomeno a loro, perché è messo assieme agli anziani, è stato messo assieme in un mondo che non è quello che dovrebbe essere. Pensate anche che traumi per questi bambini, per questa mamma, che non è riuscita a diventare caregiver, per avere gli aiuti e lasciare questo uomo a casa, questi bambini che aiutavano il loro papà, lo portavano a portare le immondizie, lo aiutavano a lavarsi, ma era a casa, era il loro papà e il suo papà. Eppure poi il rovescio della medaglia è è sconvolgente, professor Antonini, quello che vedo e quello che sento, e non riesco a gestire la situazione perché non ho la struttura, non sappiamo dove metterlo, nessuno lo vuole questo uomo, perché non c'è posto, perché costa tanto, solo questa donna che lavora e che porta a casa qualcosa, per fortuna dei genitori ancora diversamente giovani che l'aiutano. Ma si può, professore? Ma di cosa stiamo parlando allora? Questa persona avrebbe bisogno di un aiuto diverso, avrebbe bisogno di professionalità diverse, e invece il grande minestrone, professor Antonini. Perciò tutte le cure anche che voi avete a disposizione poi non riescono veramente a essere inseriti in un sistema, come ha detto lei, perché non ci sono le persone fisiche e mancano le strutture che servono. E pensate che traumi questi bambini, e dicono alla loro mamma: ma perché il papà è assieme a tutti questi vecchi? Capisce, professore, cosa sto vivendo? E poi parliamo di piste da bob, parliamo di soldi che chissà, lei sorride, a me sono di una tristezza stamattina, perché hanno detto che sarà fatta e ci saranno anche le gare. Andiamo avanti, non importa. Prego, professore. È quello che vi dicevo prima, sicuramente un assegno d'accompagnamento di 500 euro è insufficiente alle persone che hanno disabilità croniche per poter coprire i costi, e chiaramente c'è uno scollamento, non c'è niente da fare. Purtroppo è molto difficile raggiungere tutte le persone che hanno, le famiglie che hanno a casa delle persone anche giovani con malattie croniche, soprattutto quelle neurodegenerative, perché chiaramente quando si uniscono problemi cognitivi, del comportamento e motori, diventa molto difficile farsi carico di quella persona al proprio domicilio. E ci vuole un'assistenza continua, ma oggi oggettivamente chi può permettersi a casa un'assistenza continua, con tutte le difficoltà anche dei sistemi di organizzazione delle badanti e tutto il resto. E dall'altra parte abbiamo un territorio che non è recettivo, non c'è un'assistenza, un'interfaccia, un numero che tu puoi chiamare, come diceva lei: ho bisogno di aiuto perché mio padre o mio marito ha delle difficoltà. A quel punto, come nel caso che lei sta seguendo, l'unica soluzione significa, tra virgolette, rinchiuderlo in una struttura e abbandonarsi al destino. Ma quando queste malattie colpiscono persone giovani, ce ne sono anche di più giovani di 50 anni, io ne ho tanti di pazienti, di persone malate che hanno problemi neurologici gravi, che hanno 40, 35, 50 anni, con dei figli, ancora erano precedentemente al lavoro, e lì ti finisce la vita, perché non hai i soldi
perdi lo stipendio, hai dei bambini piccoli a casa, ancora giovani, che improvvisamente vedono il loro genitore che sparisce, non sai più dove allocarlo, e farsi carico di queste situazioni dovrebbe essere la priorità per la nostra società. Poi diciamo, se fare la pista da bob o meno non lo so, cioè è chiaro che quelli è una goccia importante, ma è anche un piccolo elemento rispetto ai vari miliardi di euro che anche la Regione Veneto spende in ambito sanitario. Adesso lì il modo con cui sono allocate le risorse si sta cercando di migliorarlo, ma secondo me bisogna far lavorare le persone insieme, creare delle reti tra l'ospedale, il territorio, i medici, gli infermieri, gli psicologi, i fisioterapisti, i logopedisti, in maniera tale che le persone si sentano prese in carico. Ecco, quello che manca, che forse la comunità di Sant'Egidio prova a fare come, diciamo, terza missione, come territorio, è proprio la presa in carico, non sentirsi abbandonati. E lì la solitudine gioca un ruolo devastante, perché quando hai un disturbo cronico a 50 anni ti finisce la vita, non hai nessun supporto, ti senti abbandonato. E lì, e questo non fa altro che peggiorare la situazione, e poi ha un impatto sui giovani, sui bambini, sugli adolescenti che vedono i loro genitori affetti da queste malattie. Allora, infatti, l'ingegner Valerio Delfino ha dichiarato: regaliamo serenità a chi non ha nulla, insieme abbattiamo le nostre fragilità. Più belle di queste parole, io vi lascio con queste parole. Ringrazio il professor Angelo Antonini, professore ordinario di neurologia all'Università di Padova, di essere stato con noi. Spero lo abbiate ascoltato molto bene, perché ha detto delle cose veramente importanti. Ringrazio Valerio Delfino, responsabile della provincia di Treviso, comunità di Sant'Egidio Veneto addirittura. Grazie ingegneri di essere stato con noi. Spero di vederla domani a Villa Margherita, perché abbiamo bisogno di questi esempi positivi per cercare di andare avanti e di vedere un po' di luce in fondo al tunnel. Grazie, grazie, pubblicità. Grazie a tutti. Presento altri graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza Monica Michelì e Giuseppe Battistetti, i genitori di Mattia, questo meraviglioso ragazzo che purtroppo non c'è più per superficialità, per veramente un qualcosa di terribile che si chiama indifferenza ultimamente, ecco, con manifestazioni che qualcuno potrebbe risparmiarsi, visto che stiamo parlando ancora di processi, di dolore. Ecco, fino alla fine bisognerà vedere chi la vince, questa giustizia nelle morti del lavoro che ancora non c'è. Ecco, questi giovani che escono da casa, questi figli, mariti, mogli, sorelle che non ritornano più per negligenza, perché qualcuno vuole lucrare, e bisognerà pur vederci chiaro. Allora grazie sia a Monica che a Giuseppe di essere qui. Saluto anche il dottor Mirko Casteller, collegato da Castelfranco Veneto, psicologo e psicoterapeuta, molto importante per capire anche questo dramma di questi genitori, di questi familiari che non hanno giustizia. Abbiamo sentito, nonostante che continuiamo a dirlo, che le morti continuano nel lavoro di giovani padri, di giovani figli, ma soprattutto di omicidi proprio stradali che non vengono puniti. Si uccide un bambino, si prende 4 anni, se li farà, oppure fanno dei percorsi che vorrei capire se sono percorsi che aiutano o sono percorsi che veramente i familiari distruggono. Allora partiamo proprio da Monica e da Giuseppe. Allora Monica Michelini, cosa ci racconti, cosa è successo all'ultimo incontro che ha avuto in tribunale? Ho visto che eravate anche supportati da tante persone che vi seguono, che vi stanno vicino, noi in particolare quello che possiamo. Allora vediamo anche le immagini, chiedo alla regia. Prego Monica, cosa è successo? Allora intanto grazie Mirella dell'invito, sei sempre preziosa per noi. Lunedì abbiamo avuto la 7ª udienza del processo penale per Mattia, un'udienza molto molto lunga, è durata 7 ore. Siamo usciti sfiniti dal tribunale, però
da una parte insomma eravamo anche contenti perché sono stati interrogati dei testi nominati dal pubblico ministero, era l'ispettore dello Spisal, il capocantiere di una ditta in subappalto, il capocantiere della Bordignò e Arben, il compagno che ha visto l'ultimo sguardo di Mattia. Siamo usciti dopo 7 ore veramente finiti perché, come dicevi tu prima, c'è poca sensibilità. Per carità, anche gli avvocati fanno il loro lavoro, però sentirti dire per filo e per segno tutto quello che c'è stato quella mattina in cantiere, sentirti dire di tuo figlio com'era la gamba quando è caduto e tutto, non è stato facile per noi. E ce lo siamo sentite dire proprio da queste persone che erano lì, da questi testimoni, come abbiamo condiviso con mio marito, stessimo delineando un campo da calcio dove i calciatori stavano preparandosi, uno schema proprio dove i calciatori si stavano preparando per fare la partita, una partita di gioia e non un processo per la morte di un ragazzo di 23 anni causata dalla negligenza di qualcuno. Abbiamo Tamara da Spresiano. Ciao cara, come stai? Abbastanza bene, grazie Mirella. E tu come stai? Bene, grazie. Io volevo salutare i tuoi ospiti e dedicargli questa bella filastrocca che ho trovato e ho riflettuto sopra un po'. E anche dirgli che io sono vicino con il pensiero, con il cuore, perché anche io ho vissuto una storia con mio papà che è morto sul posto di lavoro e so cosa vuol dire, perché io ero piccola, per cui le cose me le raccontavano, ancora adesso me le raccontano, però io ci sto male e credo anche per i genitori di Mattia sia difficile capire questa cosa. Allora, filastrocca di carnevale. Filastrocca di carnevale, fai uno scherzo, niente male, getta acqua di ogni colore e lava via tutto il grigiore, togli lo sdegno da ogni viso, curva le labbra di un sorriso, riempi le bocche di belle risate e le strade di cari e parate, regala al cielo le stelle filanti, ai disillusi 2 occhi sognanti, spargi coriandoli per la via, riporta nei cuori la fantasia, porta un costume a tutti noi, faccia giocare all'essere eroi. E sotto questi mascheramenti saremo tutti felici e contenti. Cara Tamara, Grazie. Ciao Tamara, guarda che ti aspettiamo domani alle 15 a Villa Margherita, prendi il numero 1, se nessuno ti porta poi ti porto a casa io, scendi davanti a Villa Margherita e vieni a salutarci. Guarda che ti aspetto Tamara, un abbraccio grande, cara, deliziosa ragazza. Grazie. Allora, ecco, oltre al grazie veramente penso di questa famiglia fantastica che ho a fianco, vorrei sentire cosa ne pensa il dottor Mirko Casteller, ecco, di questo strazio, di questi genitori, di questi familiari che non riescono a vedere la luce sul tunnel, di questa burocrazia, di questa poca sensibilità. Rivivere i processi per i familiari non è semplice, vuol dire rivivere i traumi, rivivere quel giorno, quegli attimi, quei momenti. Prego, professore. Grazie di avermi invitato, grazie ancora Mirella, perché la precisione con cui tu affronti i temi della quotidianità, ma soprattutto della vita delle persone, è una cosa molto importante, perché ci riporta alla realtà. Noi siamo troppo abituati a stare su una dimensione che non è reale, e l'esperienza che ho sentito ora ci fa capire che probabilmente qualche problema ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo sul piano istituzionale, ma anche, se mi permetti, sul piano della giustizia, nel senso che non può essere una partita. Qui abbiamo delle vite che non ci sono più e abbiamo anche delle persone che stanno soffrendo. Il lutto di una scomparsa improvvisa è un lutto difficile, molto difficile da rielaborare, ci vogliono anni. Io sono vicino, molto vicino col cuore a quei genitori, soprattutto perché la coincidenza vuole che mio nonno, il papà di mia madre, sia morto in cantiere. E questa è una cosa molto particolare che ogni tanto io, quando parlo di mia madre con suo papà che aveva 41 anni, 42 anni, quando lei era piccolina, ancora oggi, intorno agli 80 anni, si sente quel
quel fuoco dentro di un padre che se n'è andato senza motivo. E soprattutto ci si chiede, dopo anche 40-50 anni, ma era possibile mettere un sistema di sicurezza attorno che evitasse che la persona venisse a mancare. Quindi la risposta non l'avremo, io devo dirlo con la massima trasparenza, anche ai genitori. La giustizia, io ho sentito parlare di giustizia, avete ragione, è la giustizia il tema chiave. Voi dovete chiedere con forza la giustizia. La risposta al vostro dolore non ci sarà mai, se non nel rispetto nei confronti del ricordo di vostro figlio, che è una cosa unica che voi porterete sempre assolutamente dentro. Speriamo poi che le istituzioni comprendano la dimensione di questo dolore, perché la legge delle volte è talmente fredda che non sente i sentimenti delle persone che ne fanno parte. Mi sento di dirti questo, Mirella. Allora, dottor Castellè, è vero, però io ho intervistato il ministro Nordio quando non era ministro, anni fa, proprio per parlare di femminicidi, quella volta in una RSA di donne, il quale mi ha detto una cosa molto importante a mio avviso. Mi ha detto: non dobbiamo cambiare le leggi o fare altre leggi, dobbiamo fare prevenzione. Ecco, la parola che io mi sento di dire è che dobbiamo proprio iniziare a fare prevenzione culturale ma anche prevenzione tecnica. Allora, dottor Castellar, questa prevenzione non viene fatta a parole, come le leggi, ci sono, ma se non vengono applicate, ci sono nella Costituzione, ma se non viene applicata la Costituzione, a parole siamo tutti bravi, tutti sanno, tutti fanno, partecipano, poi alla fine queste famiglie rimangono sole nel vuoto assoluto, nella disperazione assoluta. Voi capite, quando parla Monica, rivede suo figlio, si emoziona, è sua mamma, l'ha portato in grembo 9 mesi, il papà a fianco, parlare del figlio. Ecco, anche qua, perché così poca, dottor Castellar, siamo nel 2024, come ha detto Monica, c'è poca umanità, poca sensibilità. Ecco, devi proprio andare in questi particolari con i genitori, con i familiari presenti, si può evitare, possono fare udienze diverse, 7 ore, non puoi dividere queste ore e non far rivivere questi momenti familiari. Prego, dottor Castellar. Purtroppo i vincoli del diritto alla procedura penale ci obbligano alla presenza, forse una riscrittura sul piano emozionale e emotivo delle udienze o comunque delle tecniche di udienze lo potremo discutere. Sul tema della prevenzione che lei accennava, secondo me ci sono 2 livelli. Il primo, l'impegno delle istituzioni, della rappresentanza sindacale, che mi sembra che negli anni sia cresciuto in modo significativo nel tentativo di ridurre questi casi estremi. Il secondo, la fatalità e la casualità. E qui è il punto chiave, è un tema di cultura, ma non tanto dei lavoratori, che per carità fanno parte, ma anche delle imprese. Lei consideri, se i margini di produzione si riducono sempre di più e per mantenere un minimo di profitto riducono i costi della sicurezza. È una tecnica, è normale sia così. Io non dico che sia il caso che ha affrontato il figlio, però questo è uno la marginalità si sta riducendo. L'altro tema che ha introdotto e che è importante, siamo stoppiati rispetto alla realtà. Noi abbiamo la convinzione che gli esseri umani non soffrino perché viviamo queste realtà parallele dei social che continuano a dire che ci alterano la nostra presenza sulla realtà umana. Però non è così, non è così. I genitori che tu hai lì in trasmissione sono persone vere. Quello che noi dimentichiamo è che spesso gestiamo i fenomeni, anche drammatici come questo, come fossero fenomeni immateriali. Qui le persone soffrono, qui hanno perso un figlio, qui hanno portato, come hai detto tu, nel grembo un figlio 9 mesi. Cioè dobbiamo capirci che non è una questione di sommatoria di leggi, non è un approccio fisiologico, ma è mentale, perché altrimenti non ne usciamo. La sensibilità poi sta nel singolo, non nella legge. La legge, qualcuno dice, essere uguale per tutti, auspico sia così. Però il tema è la singolarità, cioè ognuno delle persone vive queste emozioni e questi grossi dolori. Il percorso del dolore io consiglio anche ai genitori di tenerlo distinto da quello della giustizia. Perché? Perché è personale quello della giustizia. Non pensiamo in alcun modo che la giustizia porti a ridimensionare il dolore. E quindi questo va preteso il rispetto delle istituzioni. Perché la giustizia, anche quando si realizzerà, non ridimensionerà il dolore di una madre che ha perso il proprio figlio. E in questo le istituzioni devono rispettare quel dolore. Abbiamo Antonio da Padova, vai Antonio.
Buongiorno Mirella e buongiorno anche all'ospite. Io anche stamattina, come tutti i giorni, sento parlare di Ilaria Salis, questa signora che andò un anno fa a pestare due persone in Ungheria. Adesso si vede che praticamente le istituzioni si stanno muovendo per aiutare questa ragazza poveretta, perché è andata in Ungheria. Cioè una maestra che anziché essere a scuola a insegnare agli alunni come si fa, come si vive in Italia, no, è andata in Ungheria a pestare due persone. E adesso il papà si prodiga per riuscire. Io voglio dire una cosa, ma quando una persona si comporta così, il papà, quando questa signora viene a casa, non è mica buono di dargli 4 ceffoni a questa donna, invece che stare a scuola a insegnare ai bambini, va in giro per il mondo a pestare persone. Ma io mi domando, ma per quale motivo che una ragazza di 40 anni deve fare ste bravate e poi il papà deve intervenire? Poverina, guarda come è trattata. Come è trattata? Ma dagli 4 ceffoni. No, i 4 ceffoni li doveva dargli prima. Forse adesso a 40 anni è troppo tardi. Ma io non ho capito, ma come si devono comportare questi genitori? Gli ha da menare sti fiori qua oppure da poverina, ha sbagliato poverina? A me è quello che mi fa rabbia. Io quando andavo a scuola, venivo a casa e se c'avevo delle note, volavano le ciabatte in casa mia. No, adesso volano carezze. Buongiorno e grazie. Allora Antonio, prima cosa c'è un processo in corso e non è detto che sia colpevole. Secondo, è stata prosciolta dall'accusa perché non partecipava a quello che dicevano anche certi politici, perché è così. E terzo, non si può, almeno, visto che qualcuno dice che siamo su un stato di diritto, ecco, incolpare una persona se non hai ancora le prove. Anzi, ci sono prove che lei voleva fermare queste persone che volevano picchiare. Questi sono i fotogrammi e non è stata identificata, perciò al momento dobbiamo dividere da quello che è il diritto della persona. Poi avrò anche il professor Maurizio Malo, che è professore di diritto pubblico costituzionale, ecco, per capire. Vedete che delle volte guardate solo le foto e leggete quello che volete leggere. Ascoltate invece. Allora, questa ragazza, se sarà colpevole, verrà condannata, ma ti sembra che sia normale vederla con tutte quelle catene ancora prima di avere il processo, di sapere se è colpevole o meno colpevole? Ma è una cosa normale anche questi diritti della figura femminile che stiamo cercando di portare avanti? Io penso proprio di no. Noi abbiamo forfiore di colpevoli che siedono anche su poltrone molto importanti in Parlamento e sicuramente non hanno mai avuto e non avranno mai minimo di catena, perché noi le catene non le mettiamo mai. Addirittura abbiamo visto anche Messina Denaro, quando l'hanno arrestato, era completamente libero. Perciò Antonio, prima di giudicare, o per carità ognuno è libero di pensare quello che pensare, però dobbiamo dividere due cose: il comportamento, se è un comportamento da tenere, e la giustizia che prima o poi farà chiarezza. Allora Monica Michelin, come vuoi commentare le parole che ha detto anche il dottor Casteller, soprattutto anche quello che ha detto Antonio? Tu sei anche un insegnante, poi oltretutto, prego. Certo. Allora, quello che ha detto il dottor Casteller condivido. L'umanità ormai è presa da 100.000 cose e la sensibilità è ben poca, ecco. Come hai anticipato tu, Mirella, prima, noi abbiamo bisogno della presenza popolare. Lunedì eravamo in tribunale, c'erano più di 50 persone che sono venute a sostenerci e ci hanno sostenuto per tutte le 7 ore. Guardiamo ancora le immagini, per cortesia, mandiamo anche le foto, prego. Le ore che siamo stati là, quindi persone semplici, persone umane, operai che ci stanno sostenendo e che stanno portando avanti la nostra battaglia. Dall'altra parte invece, soprattutto dalla parte delle istituzioni, mi trovo molto amareggiata, devo dire la verità.
molto amareggiata da parte delle istituzioni e, come l'avevo accennato anche l'altra volta Mirella, da parte di qualche gruppo che si permette di commentare. Quando, e questo mi riallaccio a quello che diceva il dottore prima, quando io martedì ho letto su un gruppo di Montebelluna che qualcuno si è permesso di dire che noi eravamo in tribunale e si vedeva chiaramente dalla nostra faccia che eravamo lì per chiedere soldi, ecco, io chiedo a questa persona, purtroppo non sono, come si può dire, molto aperta e non sono capace di girarmi nei social, però vorrei incontrare di persona questa persona per dire che veramente, e guardarlo negli occhi, la famiglia Battistetti per Mattia non sta aspettando risarcimento economico, la famiglia Battistetti sta aspettando che la morte di suo figlio abbia giustizia e soprattutto che la morte di suo figlio sia una morte non vana e che possa salvare altre vite umane. Questo è anche lo scopo dell'associazione che abbiamo fondato per Mattia. Quindi veramente l'umanità è caduta in basso. Mi scuso dello sfogo, però questo veramente ci ha fatto molto male. Ecco. Però vedi Monica, io lo dico sempre, l'ho detto anche prima, io addirittura ho ricevuto una telefonata di una persona proprio per i social, per internet, che ha detto che i vaccini sono stati un olocausto per la popolazione italiana e soprattutto le case farmaceutiche. Quando io ho ricercatori, scienziati, ho persone veramente ad un livello di eccellenza incredibile che hanno detto, compreso il professor Antonini che ho avuto prima, che i vaccini hanno salvato il mondo, se no sarebbe stata un'ecatombe. Perciò io ti prego di essere superiore a quello che scrivono, anche perché sono sempre in anonimato, perciò sono dei codardi che non hanno neanche il coraggio di metterci la faccia. Perciò tu quando leggi queste cose cerca di superare, perché sai che non c'è nessuna firma sotto e già questo la dice lunga su quello che tu devi capire. Io non avrei neanche voglia di incontrare, se fosse al posto tuo, sta persona, proprio non me ne potrebbe fregare di meno. Però giustamente è giusto anche dirlo il male, poi le parole che feriscono, delle volte le parole sono pietre. Ecco, papà Giuseppe, cosa vuoi dire? Ecco, questa giornata intensa, lunga? Che anche qua quello che per noi è stato importante è la partecipazione che abbiamo avuto, perché queste persone sono 3 anni che vengono, maggioranza sono degli operai dell'Electrolux, della Zopas. Questi vengono e non siamo noi che li chiamiamo, cioè vengono loro spontaneamente, rimettendoci ferie, permessi, benzina della strada, cioè certo. Questi qua vengono là, ma proprio di sua spontanea, perché ci credono e vogliono esserci di fianco a noi, e per questo per noi è fondamentale e dà fastidio alla controparte, insomma, agli indagati. Questa presenza è un po' fastidiosa. Ingombrante. Non gli piace, insomma. Allora, dottor Casteller, come commenta le parole di questi genitori, ecco, questi social che cercano ancora di fierire già su una fragilità veramente provata, veramente si stanno mettendo a prova, non è facile, i neuroni partono, come dicevo prima al professor Antonini, non è facile fermarli quando senti o leggi qualcosa o incontri questi sguardi che delle volte sono sguardi veramente che fanno male. Prego. Mirella, le parole della mamma di Mattia, senza mancare di rispetto al papà alcuno, io penso che abbiano mosso in ognuno che ti ha ascoltato, che vi ha ascoltato, delle emozioni interne e personali importanti. Quindi già questa è la risposta a chi gioca con le emozioni degli altri, strumentalizzandole prettamente sul piano economico. Il messaggio che escono da quelle parole non è solo un messaggio di madre, ma di una persona che fa parte di un tessuto economico, che è quello veneto, dove, credetemi, coloro che cercano soldi sono veramente poco limitati con situazioni come queste, perché per noi il principio della morale e dell'etica è molto più importante di quello economico. Primo messaggio. Il secondo messaggio forte a dare è questo: noi accusiamo un paese che è appena entrato in Europa, col messaggio di prima, per una maestra che però hanno fatto un processo in 6 mesi. Mattia è morto ad aprile 2021, sono passati 3 anni. Secondo voi qual è il paese che probabilmente si trova in una situazione retrograda rispetto all'Europa?
quel paese lì o il nostro, che in presenza di una morte ci impiega 3 anni a fare la prima udienza. Quindi detto questo, io penso che le riflessioni che noi dovremmo fare come sistema paese è che non possiamo permettere in presenza di una morte, indipendentemente dalle cause, di impiegarci 3 anni per una prima udienza. Questo non può succedere. Non può succedere né nei casi di omicidio né nei casi dei morti sul lavoro, quindi è indipendente perché siamo davanti a una morte. Sì, ma il reato dell'omicidio è più importante perché è minacciante, dipende, è soggettivo, sono le persone che determinano il dolore con il quale affrontano le situazioni. Quindi da parte mia il totale sostegno alla famiglia e soprattutto la presenza di quelle persone fuori dal tribunale significa che sentono la paura sulle proprie spalle, Mirella, perché quelli non vanno a manifestare, permettetemi, solo per il sostegno di Mattia, è che ogni giorno sono in cantiere, ogni giorno sono nelle fabbriche e ogni giorno potrebbe succedere che la loro vita di padri e di madri non torna a casa con i propri figli, perché queste persone, al che se ne dica, vanno a lavorare per dar da mangiare alle famiglie, cioè non è che ci vanno perché hanno questo chissà quali interessi relazionali, istituzionali, no, loro si alzano la mattina, basta guardare le strade, per andare al lavoro, prendere qualcosa per dar da mangiare alle proprie famiglie. Non è accettabile oggi, nel 2024, 3 anni per arrivare all'udienza, ma soprattutto morire di lavoro. Non è accettabile, non si può sostenere, non è pensabile. Per poi giudicare che cosa, Mirella? In uno Stato che sembra essere retrogrado perché appena entrato in Europa qualcuno lo definisce di estremissima destra, però ci piega 6 mesi a fare un processo per un'aggressione. Per un'aggressione, un manifestante pubblico. Cioè io penso che questo dovrebbe farci riflettere, oltre il dolore, sulla risposta che le istituzioni devono dare a famiglie come queste. Allora andiamo a vedere invece questa sentenza per l'omicidio di Elisa Campeol e poi commentiamo, andiamo a vedere e a sentire. Meritava l'ergastolo. Per come è morta e per come quello che ha fatto meritava l'ergastolo. Sì, per quello che gli ha fatto sì. Sì, per quello che gli ha fatto. Mamma Mirka e papà Eligio Campeol lasciano il tribunale di Treviso con un groppo in gola. In silenzio hanno assistito alla lettura della sentenza nei confronti di Fabrizio Biscaro, il killer di Elisa, la loro figlia, massacrata all'Isola dei Morti a Moriago della Battaglia il 23 giugno del 2021. Una mattanza, forse uno dei crimini più atroci della storia recente della Marca. La pronuncia in corte d'assise a metà mattina. Riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti, per l'effetto condanna alla pena finale di anni 25 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento durante il periodo di custodia cautelare. La pubblica accusa con la PM Gabriella Cama aveva chiesto l'ergastolo, mentre la difesa di Biscaro il riconoscimento totale della capacità di intendere e di volere, 2 richieste agli antipodi, in mezzo le 20 coltellate inferte sulla barista 35enne di Pieve di Soligo che all'Isola dei Morti stava semplicemente prendendo il sole quando l'uomo l'ha sorpresa alle spalle, una vittima casuale quindi. Il sangue aumentava in me il desiderio di fare del male, ha poi detto Biscaro agli inquirenti. Con quel coltello comprato il giorno prima in un market, l'operaio di Col San Martino le aveva reciso di netto anche parte dell'orecchio sinistro, un orrore senza fine. Visto l'articolo 240 del codice penale, ordina la confisca e distruzione del coltello in sequestro, nonché dei campioni biologici inatti, degli indumenti e accessori, zainetto, cintura, mascherine, coltello multiuso, occhiali, zainetto, frigo, eccetera, molti dei quali recanti tracce ematiche, a cura della polizia giudiziaria operante. Immediatamente dopo la lettura della sentenza, mamma Mirka ricorda Elisa come una figlia buona, esemplare, solare. Me l'ha massacrata, all'obitorio non l'avevo nemmeno riconosciuta, meritava l'ergastolo, ma spero almeno non ci siano sconti di pena. Sarebbe una presa in giro, le sue parole. Dall'altra parte l'avvocato della difesa, Rosa Parenti, le sentenze non si commentano, si appellano. La dichiarazione a margine che fa intendere come la vicenda processuale del massacro di Moriago non sia finita qui. Allora sentiamo anche cosa hanno detto gli avvocati di questa sentenza, andiamo a sentire.
Dal punto di vista giudiziario sì, possiamo dire soddisfatti, se soddisfatti può essere la parola più corretta. Certo, da un punto di vista morale la famiglia aspettava il massimo della pena e forse speravamo il massimo della pena, ma anche da questo punto di vista possiamo dire che la giustizia per il momento ci ha dato ragione. Difficile parlare di soddisfazione, un termine che male si concilia con l'orrore. Di certo la condanna a 25 anni di Fabrizio Biscaro per il massacro di Elisa Campeol dice che l'uomo, oggi 38enne, era capace di intendere e di volere. L'ultima perizia, che era infatti stata considerata una super perizia e che ha interessato il dottor Lezzi, che ha fatto una consulenza molto approfondita, quindi sì, è stata presa in considerazione quella. Bisogna comunque leggere le motivazioni della sentenza, ancora adesso è prematuro. In fase di incidente probatorio una prima perizia aveva detto il contrario, ovvero che Biscaro fosse completamente avulso dalla realtà, totalmente incapace sia di intendere sia di volere. Su questo la difesa dell'uomo sembra intenzionata a non voler mollare la presa, soprattutto ai fini della misura di detenzione, con la Corte d'Assise che si è riservata di decidere a stretto giro. Due le strade: far rimanere Biscaro alla REMS di Nogara, struttura psichiatrica per autori di reato, o portarlo nel carcere di Montorio, sempre nel Veronese, dove c'è una TSM, una sezione dedicata di recente istituzione, quella per intendersi dove si trova anche Filippo Turetta, il killer di Giulia Cecchettin. La richiesta dei familiari di Elisa sul punto è ferma. Che venga applicata una custodia cautelare un pochino più restrittiva, naturalmente il carcere. Se poi c'è la possibilità di conciliare la custodia cautelare in carcere con una cura psichiatrica, come richiesto dalla difesa, questo va bene anche per l'imputato che ha dimostrato di avere alcuni problemi. Allora, dottor Casteller, avendo sentito questa sentenza, avendo sentito questo familiare, ma il modo con il quale è stata uccisa questa bellissima ragazza, 25 anni, ma Elisa non tornerà più. Elisa doveva essere protetta prima, infatti prima parlavo di prevenzione. Questo uomo aveva dei disturbi, qualcuno doveva capire che non poteva girare tranquillo e beato, andare al lavoro, trovare il nemico dietro l'angolo come è successo, questa stava prendendo il sole sul Piave, pur dove sei sicuro? Da nessuna parte. Allora queste sentenze che lasciano sempre con l'amaro in bocca, perché parliamo di persone che non tornano? Cioè queste persone sono state massacrate, uccise barbaramente, ma cosa sono 25 anni rispetto a una persona che non tornerà più con una vita davanti? Prego, dottor Casteller. Mirella, allora, i 25 anni, ahimè, con le procedure della giustizia italiana, incensurato, se si comporta bene, potrebbero ridursi a 12, 13, forse 15 esagerando. Il tema qual è? Il tema è che è previsto la valutazione psichiatrica e la valutazione psichiatrica è un attenuante nell'atto aggressivo. Il dottor Lenzi è un ottimo professionista, infatti ha dimostrato che si poteva utilizzare l'attenuante psichiatrica portando la condanna a 25 anni, altrimenti sarebbe stata poco più di 10-12 anni. Immagini qual è il messaggio sociale che viene dato nel momento in cui si uccide una persona e ci si può uscire dal carcere con 12-13 anni comportandosi bene. Detto questo, quindi c'è tutto un tema di riforma in atto, purtroppo le 20 coltellate sono una delle caratteristiche, perché sono impulsive, ossessive, che ridimensionano la percezione della realtà da parte dell'essere umano. È uno degli elementi oggettivi sui quali le perizie si costruiscono e poi ci sono gli sviluppi che noi vediamo. Altra cosa è la prevenzione. Quello è un soggetto che a mio avviso in un altro periodo storico avrebbe trovato casa tranquillamente all'interno di quegli ospedali iperspecializzati per le cure psichiatriche che noi non abbiamo più dopo la riforma, cioè noi non sappiamo dove metterli, Mirella. Il tema vero è che in carcere non ha senso, perché in carcere non sono da carcerare, sono da curare psichiatricamente con elementi contenitivi, cioè i carceri che c'erano in passato per la gestione delle cure psichiatriche, ospedali psichiatrici che venivano curati.
No, quelli in realtà non ci sono. Pensiamo che il presidio territoriale sia un elemento sufficiente in termini preventivi? Beh, io mi permetto di farti una domanda e farvi una domanda. Noi fino a 6 anni fa avevamo il doppio delle caserme dei carabinieri in Italia. 7 anni fa un governo ha dimezzato quelle caserme in Italia, che sono il primo presidio di sensibilità a livello territoriale. Abbiamo dimezzato in 7 anni la presenza dei carabinieri nel territorio. Io questa cosa ritengo essere una cosa drammatica. Perché? Perché erano, assieme al tessuto delle parrocchie, gli elementi più sensibili del territorio. Come facciamo a intercettare prima questi fenomeni? Ci sono situazioni in cui non le intercetteremo mai, ci sono situazioni estreme e inimmaginabili, però quando i fenomeni sono così diffusi è imbarazzante che una società, come è successo nella provincia di Treviso nel 2023, abbia 8 femminicidi. Cioè noi ne abbiamo avuti 8. Cioè, ci sono degli omicidi. 2024, dottore? 2024, speriamo non succeda. No, perché nel 2023 abbiamo dei numeri che fanno veramente spavento. Speriamo non succeda. Cioè, io quello che dico è che c'è un tema di presidio alle origini nel territorio. Quali sono i recettori del presidio del disagio? Oggi la parrocchia, sì, sono presenti, c'è confessioni, tutte quelle dinamiche, riusciamo a comprendere, però è l'arma dei carabinieri che è stata decapitata? Cioè questo è il tema. Noi non possiamo pensare di ridimensionare le istituzioni primarie nella sensibilizzazione delle devianze umane e poi pretendere che noi riusciamo a intercettare quei fenomeni con cosa? Con la cura ospedaliera, psichiatrica, per un periodo di sostegno, poi rimandandoli a casa perché se li teniamo negli ospedali pubblici mi costano troppo nella gestione dinamica del bilancio sanitario? Dai, allora Mirella, dobbiamo dire le cose come stanno. Infatti lo stiamo facendo, dottore. Più chiaro di così? Esatto, infatti io ti ringrazio sempre per la trasparenza e il modo diretto con cui voi raccontate la realtà. Abbiamo Cristina da Venezia, dottore, se non mi cade la linea, poi continuiamo. Vai Cristina. Buongiorno. Buongiorno. Io chiamo appunto da Venezia, che è nella regione del Veneto. Io dico che l'immunità verso le persone e soprattutto verso i giovani, perché io ho 50 anni, avendo visto quello che è successo in questi ultimi anni e in quello che sta succedendo ancora da parte delle persone più fragili, veniamo trascurati in quanto magari non abbiamo le possibilità o fragili o persone che hanno poche possibilità economiche o poche conoscenze, si fa presto a dire a una persona è da punire, è da fare questo e da fare altro. Io ho visto trascurare addirittura una ragazza che aveva bisogno di aiuto, in quanto la mamma a domicilio e la sorella a domicilio di 45 anni e lei di 50 sono dovute morire, perché lo dico nel periodo di Covid, in quanto trascurate dalla società. Perciò non è una questione di carcerare le persone, castigarle, metterle sotto sedazione. Siamo sempre persone, si dovrebbe tenere conto delle fragilità delle persone e che siamo fatti a immagine e somiglianza di Gesù Cristo. Di quello che ci viene insegnato anche nella nostra religione, per non sottolineare che è un discorso di religione, perché noi non siamo paragonabili ai talebani o così via, però una questione di giustizia non esiste, perché quando tu vai a parlare con le persone, anche dentro gli uffici, ti catalogano, in quanto ho 50 anni, ti catalogano come un numero. Siamo ridotti a non poter parlare come esseri umani e questo succede a ragazzi che si stanno malando di esaurimento, e non lo dico per dire, perché io ho visto suicidi e gente trascurata perché abbandonata al proprio destino, perché non c'è più umanità. Cosa c'è? Solo il castigo. È castigo, ma cosa siamo diventati? Padre Eterno? E quelli che ci governano vogliono sostituire Padre Eterno. È una cattiveria. Cioè Mirella, io vedo che canali come il vostro vogliono portare un po' di giustizia,
all'Italia, anche dando un calcio alle regole che ci vengono imposte forse da giudici, da congressi, da istituzioni delle comunità europee, ma diamogli veramente un calcio a sta disumanità che c'è in giro per il mondo. Noi eravamo delle persone che non trascuravamo né parenti né amici, ci guardavamo per strada, ci facevamo un saluto. Adesso si va in giro per uffici, siamo numeri. È una vergogna. E ci sono giovani, non che sono persone da castigare, buttare dentro gli istituti, ma sono giovani da riabilitare, da mettere su Sant'Egidio, cioè quei posti che li riabilitano, li fanno entrare nel mondo del lavoro. Perché? Perché hanno poche possibilità di, come si dice, di vivere in questa società. È uno schifo questa società presente. È una schifezza. Avere 50 anni e dover parlare per quelli da 25 che non hanno parola e non hanno visto quanta diversità che c'era ancora 25 anni fa. Ecco, qua siamo diventati numeri, non c'è umanità. Ecco, grazie Cristina, grazie veramente di questa... si suicidano perché non siamo più umani. Di questa telefonata importante che hai fatto, Cristina, ti do un grande abbraccio. Il problema è, Cristina, che le persone che hanno bisogno di cure devono essere curate nelle apposite sedi, con persone professionalmente preparate. Questo è il problema, Cristina. Non è incarcerare, hai ragione tu, manca tutto. Non qualcosa, manca tutto, manca l'ascolto, manca la voglia di mettere assieme. Io non so se tu mi segui, parlo sempre di inclusività, ti sembra che ci sia? Io domenica farò una cosa che è una cosa nuova, cercando di mettere assieme delle associazioni per un unico dolore. Questi genitori, questi familiari, anzi prego, ecco bravo, il nostro Italo Morao, la regia, facciamo vedere questa locandina per cercare di, come dici tu, di dividere il dolore, di essere ascoltati, di non essere invisibili, perché alla politica fanno paura i numeri. Noi dobbiamo avere i numeri, fare i numeri per essere ascoltati, per non essere invisibili, Cristina. Ma sai quanta fatica sto facendo, quanti anni che sto lottando, perché ci sono i campanili, perché c'è la politica, perché ci sono i cerchi magici, perché mi novo combatta. Pensa quanti paletti abbiamo e non riusciamo ad essere ascoltati. Allora tu capisci che anche la tua voce è importantissima, perché è quella che dico tutte le mattine, l'ascolto, il supporto, sapere che ci siamo, che esistiamo, condividere il dolore. E questa è l'importanza della comunità. Bisogna fare comunità, come dici tu, Cristina. Ma qui il motto che si preferisce è dividi e ti impera. Per quello siamo così, perché ci hanno diviso e loro imperano sui nostri dolori. Adesso ci sono le elezioni europee, attenzione, non fatevi strumentalizzare, perché adesso arriveranno tutti e prima non c'era nessuno. Capisci che è molto importante quello che hai detto, Cristina. Cosa vuoi dire, Monica, Cristina? Sono pienamente d'accordo. Anzi, la invitiamo, se vuole, certo, a Villa Margherita domenica alle 15. Ci farebbe molto piacere averti ospite, Cristina. Prego, Monica. Sì, condivido appieno ogni parola di questa povera ragazza e sono pienamente d'accordo che bisogna fare squadra. Non possiamo andare da nessuna parte. Colgo l'occasione per ringraziarti, Mirella, di queste iniziative e soprattutto di averci coinvolto, perché anche noi, dicevo prima, abbiamo fondato un'associazione per Mattia, abbiamo 200 iscritti, però siamo una mosca bianca. Il fatto di collaborare anche con le altre associazioni, di confrontarci, di fare squadra, questa è la cosa importante che dobbiamo fare per avere un minimo di visibilità anche tra la gente, ecco. Quindi proprio mi sento di estendere l'invito a questa mostra e a questa inaugurazione di questa mostra che avverrà proprio domani pomeriggio a Treviso e a Villa Margherita, perché veramente è un grande punto di partenza e un grande riscontro anche verso i politici che non ci stanno dando ascolto. Giuseppe, vuoi aggiungere qualcosa? Che ha perfettamente ragione la Cristina. Cristina.
però non è facile, perché se aspettiamo che qualche istituzione, qualche politico, forse adesso sotto le elezioni promettono qualcosa, dopo però fanno presto a dimenticarsi, quindi restiamo al punto iniziale. Com'è la canzone di Mina? Parole, parole, parole. Esatto. Allora, dottor Castellera, a parte che la inviteremo, mi farebbe piacere averla ospite, anche perché durerà tutti i fine settimana di febbraio, perché ogni domenica ci saranno degli ospiti importanti che cercheranno anche di aiutare e supportare queste famiglie, di non sentirsi soli, invisibili. Prego, dottor Casteller, anche in merito alla telefonata di Cristina. Grazie dell'invito, cercherò di esserci. La telefonata a Cristina è sintesi di un disagio che la popolazione sta vivendo. C'è però un tema clinico importante che è dato dal fatto che alcune patologie per strada non le possiamo curare. Io dico per strada vuol dire in quei tessuti dei servizi sociali che sono fortemente diffusi e radicati nel territorio. Esistono delle patologie mentali che vanno gestite in ambito ospedaliero. Punto. Gli ospedali psichiatrici sono saturi, dopo il Covid sono esplosi, soprattutto nelle patologie psichiatriche inferiori ai 20 anni. Abbiamo bisogno di avere dei luoghi, come era in passato, nei quali gestire queste patologie. Gli psicotici bipolari con manie subliminali, anche di carattere allucinogeno, noi non possiamo gestirli nel percorso classico in assenza di farmacologia. Questo è un caso, quel ragazzo che ha ucciso quella ragazza che abbiamo visto, questo è un caso che non doveva stare assolutamente per strada. E me ne espongo totalmente nell'affermazione. Era un caso che andava gestito pesantemente in termini psichiatrici e farmacologicamente, nei luoghi che in passato c'erano. Allora, dottor Castellà, le faccio vedere questo servizio da Padova, martellate alla moglie. Andiamo a sentire. I poliziotti della squadra mobile di Padova hanno eseguito un provvedimento di cattura della procura nei confronti di un uomo di 44 anni di nazionalità marocchina, condannato a 4 anni e 6 mesi di carcere per tentato omicidio aggravato ai danni della propria moglie. Il giugno scorso la donna gli aveva espresso la volontà di separarsi e per questo era stata aggredita mentre dormiva, colpita più volte alla testa con un martello fino a spezzarne il manico, quindi afferrata nel tentativo di sbattere la testa contro il muro e contro un termosifone. La donna era riuscita a reagire sfuggendo alla furia omicida del marito. Poi era stato il padre a correre in aiuto, riuscendo a disarmare il genero che si era recato nel frattempo in cucina a prendere un coltello con la lama di 23 centimetri. A soccorrerla anche un vicino di casa, intervenuto quando il marito ha tentato di raggiungerla nel garage dove si era rifugiata. L'incubo è terminato solo grazie al tempestivo intervento dei poliziotti che hanno bloccato il 44enne ancora sotto casa. Era stato quindi condannato con rito immediato nell'ottobre scorso, scarcerato e sottoposto all'obbligo di dimora. Nei suoi confronti il questore aveva disposto la revoca della carta di soggiorno e ora, con la condanna definitiva, i poliziotti lo hanno rintracciato e condotto in carcere. Dottor Castellar, capisce che sentendo quello che abbiamo sentito ci vengono i brividi. Questo era tranquillamente fuori, non so, ma cosa sta succedendo? Perché le leggi, le applicazioni, ma noi non possiamo uscire e avere il nemico dietro l'angolo in qualsiasi posto, in qualsiasi momento, perché non abbiamo le strutture, non abbiamo gli addetti ai lavori. Ma è pazzesco, è pazzesco. Prego, dottor Castellar. Allora, la mente umana è un mondo molto complesso e quindi casi come questi oggi vengono portati molto di più e sono sempre più frequenti. Ripeto, al Covid non possiamo attribuire tutte le responsabilità, ma quando siamo stati chiusi in casa alcuni istinti primari sono cambiati e lo vediamo nei giovani come nei meno giovani. In questo caso noi abbiamo il classico esempio della mente assediata, come la definiamo noi. Che cos'è la mente assediata? È il disturbo ossessivo compulsivo. Quante martellate? Sicuramente ne avrà date più di 15, 16, 20, quindi immagini che cosa vuol dire questa situazione. Per chi mi ascolta può sembrare una cosa quasi macabra. Io faccio questa professione da anni e di queste cose ne ho viste tantissime. Sembra quasi che la racconto con una certa sufficienza, quasi indifferenza. In realtà non è così. Io le posso dire con certezza, lei nella mente umana, nel soggetto che ha davanti,
non potrà mai sapere nei suoi momenti più bui che cosa può fare. Scusa dottor Casteller, no, calma, è vero, però è anche vero che questo era stato preso, identificato, era stato condannato per quello che aveva fatto, però era stato anche rilasciato. Scusa, dottor Casteller, ho capito che prima non si poteva capire che poteva fare questo, ma dopo era tranquillamente uscito e era a casa, prego. Benissimo, io non conoscevo la storia di questo soggetto in passato e se questo è l'elemento non è nulla di diverso di ciò che sta succedendo comunemente. Perché? Perché non c'erano atti lesionistici diretti e quindi nelle indagini non ci sono elementi oggettivi per poter trattenere più di 48 ore un soggetto. Che cosa bisognerebbe fare in questi casi? Se si evincono elementi di carattere psichiatrico lo si avvia in percorso istituzionale nei luoghi che in passato venivano individuati, lo ripeto, come i luoghi ideali per trattare situazioni come queste. Ma quello che manca, Mirella, alla fine è il tessuto sociale, collaterale. Questi casi qua stanno esplodendo, non c'è più un tessuto morale, etico, giudicante attorno alle persone. Questa persona ha deciso di separarsi, lo comunica al marito, il marito ha paura del giudizio della società, degli aspetti economici e finanziari e fa l'atto estremo, la aggredisce e la uccide, perché tanto comunque nei social queste cose qua si vedono, si può fare, vedi che sono distaccati dalla realtà. Come facciamo a ritornare nella realtà le persone? Sono i fondamentali dell'etica, del comportamento, ma questi non li possiamo improvvisare o insegnare attraverso un percorso di formazione. Abbiamo Sandra da Treviso, vai Sandra. Sì, buongiorno Mirella, buongiorno al tuo ospite, ai tuoi ospiti. Riflettevo sul discorso che ha fatto appunto il dottore, scusami ma ho preso la dottor Casteller. Il dottor Casteller, ecco, che non è poi così difficile da capire la cosa, perché ci capita l'ossessivo compulsivo, diciamo, cioè quegli scatti di ira. Basta pensare, a me ogni tanto capita, ma capita penso a chiunque, quando non riesci ad aprire una confezione di qualcosa che è particolarmente resistente, magari non hai tempo e devi far presto, magari che ne so in cucina piuttosto che al lavoro eccetera, quando riesci a romperla, in Veneto si dice sbreghi, cioè nel senso gli dai un colpo più forte, magari vedi anche di spezzarla come per vendicarti del fatto che abbia opposto resistenza. Ecco, questo è, penso in minima parte, quello che intendeva dire appunto il professore, il dottore. E queste cose secondo me andrebbero gestite con calma, nel senso gli scatti di ira così andrebbero gestiti con calma, con tempo, però purtroppo calma e tempo ne abbiamo pochissime e siamo praticamente invasi da tutte queste difficoltà, da tutte queste confezioni che non si aprono, da queste cose che non funzionano, da questi ostacoli, quindi sempre meno tempo, sempre più pressione fanno che succeda che la mente, ad alcuni, fortunatamente a pochi, ma mi sembra che siano anche in aumento purtroppo, si va via di matto e diciamo questi scatti di ira diventano più lunghi nel tempo, quindi non c'è lo scatto di ira momentaneo, ma c'è lo scatto di ira delle 20 coltellate, delle 30 mazzate. E non è semplice, bisognerebbe avere più tempo, bisognerebbe imparare a gestire meglio le cose e non so neanche io che soluzione dare, ecco, questa è la mia riflessione. Grazie cara Sandra di aver anche chiamato. Allora Giuseppe, ti vedevo un po' perplesso su quanto abbiamo visto da quel filmato, da quello che si è detto, prego. Perché purtroppo quello che è la mia idea è che la società vede nelle persone, quelle che hanno un'immagine, che avvivano un'immagine e fanno conto sempre dei soldi, come nel caso del nostro figlio, quello che c'è. La morte del nostro figlio è avvenuta perché la ditta non doveva fare utili. Per fare la manutenzione su quella gru che era più vecchio di mio figlio costava una somma irrisoria, però era sempre un costo e si tira avanti. E quindi, tiriamo avanti. Quindi oggi come oggi la società si basa sui soldi, solamente soldi, e la gente non si accontenta mai, perché se quest'anno fa un fatturato di 10, l'anno prossimo deve farlo di 15 o di 20. Però su questi fatturati le imprese dovrebbero mettere anche, per ottenere questo fatturato, cosa mi è costato di vite umane, di infortuni, perché quello è. Però quando fanno vedere a fine anno quello che hanno ottenuto, fanno vedere solamente il fatturato sempre che è una ditta grande. Quindi perché? Perché la società è fatta solamente se uno ha
un certo tenore di vita, un certo, quello è a posto. Vale. Gli altri sono tutti quanti così. E nel senso che se uno deve stare attento anche a come parlare, perché vedi che ti mettono da parte con una facilità estrema, quindi è una società che però bisogna insistere e andare avanti. Sì. Allora era il 2023, c'era questa, ripartiva il processo a Mattia Battistetti, andiamo a sentire e poi sentiamo come chiude, ecco, e cosa spera Monica invece che sia aperto il 2024. Andiamo a sentire. Io in questi giorni ho avuto modo di vedere le foto di mio figlio esanime in quel maledetto cantiere il 29 aprile e questo mi dà la forza ancora di più, questa visione, questo coltello che ho nel cuore, che mi porterò per tutta la vita, mi dà la forza per chiedere giustizia a Mattia, giustizia vera. Giustizia che i genitori di Mattia, Monica e Giuseppe e la sorella Anna, insieme a tutti coloro che sostengono l'associazione per Mattia Battistetti, chiedono instancabilmente da 2 anni e mezzo. Abbiamo fiducia nella giustizia, dicono, speriamo che non ci deluda. Lunedì 11 dicembre è prevista la 6ª udienza, la prima dell'interrogatorio. Lunedì avremo la prima udienza dell'interrogatorio, sono già state fissate 3 udienze dal giudice, una adesso, una in gennaio e una in febbraio, e ci sarà l'inizio degli interrogatori, di 13 persone verranno interrogate e 13 persone nominate dal pubblico ministero. Un'udienza a Fiume che si protrarrà per tutta la giornata per ascoltare i primi 13 testimoni. Previsti anche 2 momenti di sit-in davanti al tribunale, uno alle ore 9 e uno alle 13:30. L'udienza sarà a porte aperte, quindi ci sarà la possibilità per chi ha piacere di entrare al nostro fianco e noi chiediamo proprio questa partecipazione. Dare effettivamente giustizia a Mattia per andare fino in fondo in quella che sono i nodi veri del processo, perché il carico è caduto dalla gru, se è stata o come noi riteniamo non è stata fatta adeguatamente la manutenzione, se le persone che operavano erano formate per identificare in qualche maniera quella che è la catena di responsabilità che ha provocato la morte di un operaio di 23 anni. Associazione per Mattia Battistetti che si è ritrovata a Porta San Tommaso per continuare la raccolta firme per sostenere l'introduzione del reato di omicidio sul lavoro, oltre che per sensibilizzare sul tema e per dire basta alle morti bianche. È giusto sensibilizzare le persone, è giusto soprattutto che chi ci governa faccia qualcosa, basta promesse, è ora di fare rumore. Allora abbiamo Rita da Vicenza, veloce Rita, sono in chiusura, vai. Niente, è caduta la linea con Rita. Allora Monica, se vuoi riprendere Rita, poi ci siamo ancora perché purtroppo c'era il servizio in onda. Allora Monica, come commenti questo servizio iniziato il 2024, tante speranze che finalmente la giustizia arrivi, la giustizia è uguale per tutti, è scritto nei tribunali, però io ho messo un punto di domanda. Sono d'accordo, noi speriamo, ti dico, abbiamo fiducia nella giustizia, abbiamo fiducia nel giudice che sta portando avanti le nostre udienze, abbiamo fiducia nel pubblico ministero che da mamma penso si sia presa a cuore la nostra situazione. Ecco. Per quanto riguarda le istituzioni, noi continuiamo a denunciare le irregolarità nei cantieri. Diceva prima, e mi collego un po' anche al discorso che diceva il dottore, manca personale, manca gente, per carità anche dello Spisal, manca gente. Però bisognerebbe, come diceva prima mio marito, che chi c'è facesse il loro dovere. Noi stiamo tornando a denunciare proprio mancanza di sicurezza in questi cantieri, però si scuote proprio poco. Ecco. Faccio un appello, siamo fiduciosi di poter magari, possiamo dire così, concludere questa tragedia e questo, come posso dire, questa spina che abbiamo nel cuore, che è quella del tribunale, perché diceva giustamente prima il dottore, finché dobbiamo scindere le due cose, però quella del tribunale per noi penso sia anche la forza che ci fa andare avanti. Abbiamo vita e avremo vita finché porteremo ad avere giustizia per Mattia. Ecco. Quello che chiediamo la presenza popolare anche alla prossima udienza, che sarà il 26 di febbraio, un'udienza che si protrarrà anche questa per tutto il giorno,
e chiediamo proprio di starci vicini. Ecco. Abbiamo sentito Mirella. Monica Michelin. Prego, dottor Casteller, Mirella, come ci saluta e comunque, cosa vuole dire? Voglio dire che agli imprenditori dobbiamo ricordare che le imprese non falliscono solo quando hanno dei passivi di bilancio, ma se ti muore qualcuno in azienda sei fallito come persona. Bravo, bravo, bravo. Condivido, però non è Esatto, così nel ma non nostro caso, dottore. È l'opposto. È l'opposto. Immagino però nel momento in cui viene a mancare una persona nella tua azienda, soprattutto nel modello culturale veneto, il giudizio è devastante. Quindi tu puoi avere l'azienda in condizioni ottimali finanziariamente e economicamente, ma il giudizio della gente verso di te è che sei una persona fallita. Grazie, veramente grazie al dottor Mirko Casteller, psicologo e psicoterapeuta, grazie, è stato con noi, grazie veramente a Monica Michelin e Giuseppe Battistetti, grazie di essere stati qui, grazie Rita, se riesci poi a riprendere la linea nella terza parte, pubblicità. Presento altri graditi ospiti, abbiamo veramente in presenza il professor Maurizio Malo, professore di diritto pubblico costituzionale all'Università di Padova, e abbiamo anche Alex Poloni, docente panificazione alla Lepido Rocco, l'Istituto Alberghiero Lepido Rocco di Lancenigo di Villorba. Allora io inizierei proprio col professor Poloni. Prima di fare una polemica personale che ho io, ma dopo vorrei sapere se anche il professore è d'accordo, vorrei collegare Padova e le terme con il tram, perché mi piace molto questo. Ecco, questo tram che sento anche a Treviso da parte del sindaco Conte, questa voglia di puntare sul tram. Cosa ne pensa, professore, lei che veramente... Vuole da me o perché ha detto il professor Poloni? No, professor Malo. Ecco. Allora, professor Malo, Maurizio Malo, prego. Ma il tema è legato al governo del territorio in generale che implica una riconsiderazione, se vogliamo, in questi nostri anni del territorio complessivamente inteso. Noi abbiamo avuto per lunghi anni uno sviluppo del Veneto che ha creato indubbiamente ricchezza. È il Veneto la regione tra le regioni più ricche d'Europa, e però c'è stata una scarsa considerazione per il proprio territorio, cioè lo sviluppo è stato uno sviluppo, diciamo, un po' squilibrato. Allora, l'idea del tram che possa arrivare da Padova ad Abano e viceversa è un'idea volta a ripensare allo sviluppo del territorio in modo tale da creare maggiore equilibrio anche nel sistema dei trasporti, pensando a dei trasporti evidentemente più pubblici anziché l'uso massiccio, assiduo dell'automobile privata, pensando in ipotesi anche a delle soluzioni volte a creare maggiore armonia tra il centro, in questo caso storico di Padova,
e l'area bella dei Colli Euganei. Ebbene, in mezzo ci sono aree che sono state molto trascurate, la cintura di Padova, che è una cintura difficile, vorrei dire, da vivere, un mero dormitorio, e dove c'è tra l'altro una circolazione stradale di mezzi privati eccessiva. Ecco, ripensare in modo anche audace il territorio al fine di creare delle diverse vie di transito, strade alberate, la possibilità di circolare, non dico per i pendolari, d'accordo, ma dico per un turismo diverso dal turismo mordi e fuggi, un turismo che potrebbe spostarsi da Padova ai Colli e viceversa, con tempi anche più lenti, con soluzioni più suggestive, volte a creare delle vie alberate, in ipotesi, che conducono dal centro storico ai Colli e viceversa. E in questo poi ci sta anche evidentemente il metrobus o tram, che è una soluzione indubbiamente buona, ottima, per creare appunto una mobilità urbana, perché se vogliamo Abano è una periferia di Padova come città metropolitana, creare una mobilità urbana equilibrata. Ecco, Professor Malo, allora, una mobilità equilibrata. Noi siamo anche un paese circondato dall'acqua, questo meraviglioso paese, non a caso ci chiamavano e ci chiamano ancora il bel paese, ad esempio anche con dei porti meravigliosi, ma ormai abbandonati a se stessi. Porti che veramente investendo avrebbero potuto dare quel benessere e la lungimiranza di capire che forse in tempi non sospetti si puntava molto su questo, invece si è puntato tutto su gomma, tutto su questi piccoli proprietari, e noi vediamo come siamo intasati. Si parla di pedemontana, ma quando esci ci sono delle file incredibili, lo risparmi da una parte e poi lo perdi quando esci dal casello dall'altra. Allora uno che esce si domanda: ma valeva la pena? Cosa c'è che non funziona? Ma è tutto così, tutto a pagamento, si fanno nuove strade ma deve pagare sempre il cittadino. C'è qualcosa che non coincide. Eppure la tecnologia, la ricerca, la scienza hanno fatto passi di gigante, tanto è vero che arriviamo nella Luna. Però poi noi qui, poveri mortali, siamo fermi perché non c'è una programmazione, una lungimiranza politica, non ci sono persone competenti che siedono su poltrone importanti. E poi ultimo il business che regna sovrano su quella che è la persona, che il benessere della persona, la qualità della vita. Non a caso lei insegna diritto dell'ambiente all'Ateneo di Padova. I giovani, poi sentiremo anche col professor Moloni, che si urlano questa voglia che hanno di un ambiente sano, perché sono loro che scendono nelle piazze, anche con gesti alquanto delle volte anche possono essere criticati, ma non hanno altri mezzi ormai, non sono ascoltati. Io ho avuto ospite quinta generazione e sono rimasta incantata da quelli che hanno detto: ma volete ascoltarci per cortesia? Ecco, questa programmazione che manca. E poi arriveremo anche alla pista da bob, che avete sentito si farà nonostante i pareri negativi del CIO, che continua a dire no, però qualcuno ha deciso di sì. Pochi rispetto a quei tanti veramente cittadini che pagheranno sulla loro pelle quello che sarà per qualcuno un disastro ambientale. Abbiamo sentito anche il CAI l'altro giorno. Ma dividi e t'impera. Ho deciso di fare così e questo farò. Prego, professor Malo. Dunque è evidente che c'è una distanza ormai piuttosto accentuata, vorrei dire, tra rappresentanze politiche dei diversi governi centrali, dei governi degli enti territoriali e la comunità e la cosiddetta società civile. E ci sono, in relazione a quello che anche lei ha messo in evidenza, diverse opere, diversi lavori pubblici, diverse opere
che vengono più o meno criticate dalla comunità, la comunità che però si trova lontana, si trova in una posizione molto debole, riesce a intervenire a procedimento amministrativo volto ad approvare questi progetti già in fase avanzata, interviene con difficoltà. L'unica soluzione, diciamo, di un certo spessore di fronte al giudice amministrativo a cose già decise, ma non si dovrebbe arrivare necessariamente al ricorso al Tribunale amministrativo regionale o in secondo grado al Consiglio di Stato. Qui è evidente che va anche riconsiderata la legislazione, a mio modo di vedere, in particolare prevedendo dei referendum consultivi necessari, non obbligatori, non dico dei referendum che debbano costringere poi la rappresentanza politica a operare esattamente secondo quanto desidera la maggioranza della comunità, ma comunque almeno un referendum obbligatorio per sentire, consultivo, quindi per sentire l'opinione della comunità su determinate opere di grande impatto. Ecco, questo istituto dovrebbe essere ormai appunto previsto necessariamente dalla legislazione, e invece non c'è, e invece le rappresentanze politiche lo temono perché evidentemente il risultato del referendum in svariati casi sarebbe volto a negare, diciamo, l'opera di grande impatto che tra l'altro spesso non è neppure necessaria e comunque è fortemente contraria rispetto non tanto ad una volontà politica, ma rispetto ai principi giuridici fondamentali che sono volti a premiare innanzitutto l'ambiente, il paesaggio su altri interessi. Non è che gli altri interessi poi debbano in qualche modo restare rintuzzati o comunque trovarsi in una posizione debole e marginale. Il punto è che va creato sì equilibrio tra interessi in contrapposizione, ma tenendo conto che il valore ambientale e il valore paesaggistico in Costituzione stanno in una posizione più solida e più alta rispetto ad altri interessi che pure sono costituzionalizzati, come l'interesse all'impresa, allo sviluppo imprenditoriale. Allora, sentiamo anche cosa ne pensa il professor Alex Poloni, ecco, docente di pianificazione alla Lepido Rocco di Lancenigo di Villorba, ma ha contatto con questi giovani, ecco, i giovani che puntano molto su un ambiente sano, mangiare sano. Ecco, cosa vuol dire? Come commenta anche le parole del professor Malo? Sì, intanto buongiorno a tutti. I giovani sicuramente hanno tanto da dare rispetto a quello che si dice. Sono attenti soprattutto a queste argomentazioni e soprattutto, ripeto, vanno veramente ascoltati, e noi cerchiamo in ogni modo, anche tramite i social a volte, di essere loro vicini per stimolarli e veramente tirar fuori poi il meglio di quello che possono dare. E possono dare tanto a questi giovani. Sì. Ma perché, professore, noi vediamo sempre esempi negativi, mentre io nella mia trasmissione sto cercando di portare esempi positivi? Abbiamo visto prima la Sant'Egidio, tantissimi giovani che cercano di aiutare le fragilità, che si spengono proprio per l'ambiente, ma si spendono ma si stanno anche spegnendosi perché vengono colpevolizzati, perché magari fanno degli atti impropri che la popolazione magari non capisce, ma non capisce
capisce perché non conosce il motivo è che non vengono ascoltati, loro ci tengono per l'ambiente, soprattutto il futuro è loro, è nelle loro mani e cercano veramente di salvare il più possibile, ma la politica è tutta da un'altra parte, la politica quasi sempre è business. Cosa ne pensa, professore? Penso che non vengono ascoltati a sufficienza e che i casi purtroppo negativi vengono a volte anche a livello mediatico evidenziati talmente tanto che si fa poi di tutta l'erba un fascio e non è così. Allora salutiamo anche Oscar De Pellegrin, sindaco di Belluno, primo mandato civica centrodestra. Buongiorno sindaco, grazie di essere qui con noi. Allora dal suo importante osservatorio, visto che stiamo parlando anche di Belluno, parliamo delle nostre meravigliose montagne, cosa vede, cosa sente in questo momento? Abbiamo aperto un 2024, veramente non siamo molto contenti, prego. Buongiorno intanto a tutti. Grazie per l'invito a partecipare a questa trasmissione dove ho sentito si parla di giovani, di stili di vita, di ambiente e quindi come bene lei ha detto abbiamo la fortuna di vivere su un ambiente che è bellissimo e sicuramente invidiato anche da tanti al mondo. Io ho avuto la fortuna di girare parti del mondo, ma posti come le Dolomiti credo che ce ne siano ben pochi, quindi noi dobbiamo sicuramente ascoltare i giovani rappresentano sia il presente ma soprattutto il futuro, dobbiamo sicuramente metterli in condizione di esprimere il loro potenziale, le loro idee, perché se vogliamo costruire un futuro che sia, speriamo, migliore e a portata loro, quindi dei giovani, anche sull'innovazione, su tutto quello che poi ci stiamo prestando, senza i giovani non sarebbe possibile. Quindi quello che dobbiamo fare veramente è lavorare con loro, motivarli, dargli degli spunti, ma lasciarli soprattutto con grande fiducia lavorare e mettere a terra le loro idee. Allora, sindaco De Pellegrin, cosa ne pensa? Oggi abbiamo sentito che questa pista da bob verrà fatta, ci saranno le gare. Lei che vive quel territorio, cosa ne pensa? Ma guardi, io credo che la pista da bob sia stata all'interno del programma anche di candidatura delle Olimpiadi e Paralimpiadi Milano-Cortina, è stato secondo me un punto fondamentale sicuramente anche per l'assegnazione, avere Cortina, avere questa grande storia del bob, questi grandi campioni. Quindi io credo che al di là di tutto quello che è successo non guardo mai indietro, cerco sempre di guardare avanti. Dobbiamo dare garanzia al CIO che si riesca a rimanere sul tempo e fare finalmente questa pista. Sentiamo cosa ne pensa il professor Maurizio Malo. Lei ha dichiarato che la pista sarebbe uno sfregio alle Dolomiti UNESCO, lo dicono Costituzione e UE. Prego, professor Malo. Dunque, io già nel 2018 ho invitato al convegno degli avvocati amministrativisti del Veneto a Cortina, nell'estate del 2018, ebbi a dire qualche cosa in merito alle Olimpiadi invernali e in merito ai lavori che si sarebbero fatti in vallata. Ripeto per un attimo quanto ho indicato allora. La lodevole tenacia con cui sono stati condotti a Cortina i campionati del mondo di sci del 2021, i campionati del mondo già avvenuti, non compensa, a mio modo di vedere, il mediocre impegno in favore della montagna veneta dei governi regionali che si sono succeduti dall'anno, vorrei dire, di avvio dell'ente regionale 1970 sino ad oggi. Ecco, tra l'altro vorrei rammentare che sia Zaia sia Galan, mi pare, sono stati anche ministri dell'agricoltura, ministero che tra l'altro volevano anche abbattere mediante la richiesta di un referendum
abrogativo della legge istitutiva. L'agricoltura può fare molto, o la politica agricola può fare molto per la montagna. Non vedo diciamo, degli interventi per la montagna della Regione Veneto volti a riportare l'agricoltura in montagna, e non è un caso, secondo me, che la Regione Veneto, vorrei dire unica regione in Italia, ha perduto un pezzo del territorio, non unica, anche le Marche, a onor del vero, ha perso comunque un pezzo del proprio territorio, guarda caso montano, comune di Sappada, che è passato al Friuli. Qualcuno dirà, ma lì sono andati perché c'è la sirena delle finanze maggiori, della regione speciale. Può essere anche vero questo, ma in realtà fondamentalmente è vero che è mancata sempre attenzione per la montagna. Ecco, e continuavo dicendo che il grande evento può in effetti risultare assai benefico per Cortina e per tutto il Cadore, ma solo se ci sarà il coraggio di attrezzare, di preparare la fiabesca conca ampezzana e le vallate adiacenti, seguendo con rigore i criteri e le raccomandazioni per lo sviluppo sostenibile. La pista da bob è esattamente il contrario. Il contrario, fin dall'origine, in realtà, poi queste cose appunto ci sono, tra virgolette, imposte da una politica che straccia i principi costituzionali, che straccia i principi delle convenzioni internazionali, dei trattati internazionali volti alla tutela dell'ambiente e del paesaggio. Dicevo che è necessario un cospicuo, articolato e meticoloso intervento volto a finanziare lavori, volto a sovvenzionare privati implicati nella vasta azione di riqualificazione edilizia ed urbana. Sembra quasi che l'unico elemento che manca in vallata, in Val del Boite, siano circonvallazioni, altre strade, altri squarci al territorio per la mobilità mediante trasporto su gomma. Che cosa si è fatto e che cosa si fa, vorrei dire, dal Falzarego fino a Lorenzago, per prendere tutta l'area, al fine di riportare l'edilizia montana in condizioni di bellezza, di ritorno alle tradizioni del territorio. Questi probabilmente dell'architetto Gellner, della tradizione culturale montana, sanno anche poco, o comunque la ripudiano questa tradizione, perché altrimenti non ci sarebbe questo sfregio del territorio. E continuavo e concludevo dicendo: se l'ente regionale, la provincia di Belluno, il comune di Cortina e gli altri numerosi comuni delle vallate riusciranno ad allestire con questo metodo, col metodo che quindi deve considerare con attenzione il territorio, un territorio tra l'altro che adesso è anche tutelato dall'UNESCO, questi pensano che l'UNESCO sia un volano per il turismo. L'UNESCO è una qualificazione di massima tutela del territorio. Ecco, se c'è questo metodo per allestire le Olimpiadi, i campionati del mondo, allora avranno finalmente ricompensato queste rappresentanze politiche le comunità locali da lungo tempo marginalizzate e avranno reso il territorio assai attraente in chiave turistica e in coerenza con la tutela del paesaggio, valore costituzionale supremo. Ci vuole coraggio, molto coraggio e una profonda coscienza sociale. Così chiudevo il mio intervento al convegno di Cortina. Sono parole che ripeto ora e mi pare che sono parole che sono andate ovviamente del resto perdute, perché l'indirizzo è un indirizzo assolutamente diverso e scoraggiante. Allora, professor Poloni, stiamo parlando di panificazione, di pane, abbiamo parlato di agricoltura, questo meraviglioso pane però ha bisogno del seme, ha bisogno di questo frumento, ha bisogno di questa spiga sana, pura,
che è quello che vogliono i giovani. I giovani si avvicinano alla panificazione, vogliono fare il pane, questo elemento che non ha storia. Ma cosa dice? Ha sentito cosa ha detto il professor Malo? Io direi intanto che i giovani si innamorano proprio della panificazione, e quindi di tutto il processo, proprio dal seme appunto poi alla farina. Quindi è fondamentale insomma il discorso di sostenibilità e anche di prodotti chilometro zero, che è quello che noi trattiamo ogni giorno con grande forza e grande spirito. E cerchiamo sempre di trovare l'ambizione, di spiegare che cos'è l'ambizione per i ragazzi, perché devono sempre fare un passo avanti rispetto a quello che è appunto il presente. Se lei facesse una domanda lunedì in classe, sei più propenso per la pista da bob o sei più propenso a un territorio alberato, sicuro, che ti fa respirare bene, con un'agricoltura, come ha spiegato bene il professor Malo, fondamentale in montagna? Secondo lei cosa risponderebbero? Risponderebbero sicuramente la seconda. Quindi no, pista da bob. Sindaco De Pellegrin, come commenta? Cosa vuole dire? Lei è sindaco su un territorio veramente importante, come ha spiegato il professor Malo. Prego. Ma io parto un po' indietro. Io credo che queste Olimpiadi e Paralimpiadi che hanno voluto il paese Italia e sono le prime diffuse, quindi vanno a toccare più territori, da Milano, da Bormio, dal Trentino, dal Bellunese, quindi Cortina, e credo che rappresentino sicuramente una grande opportunità per tutto il territorio in cui viene partecipate le gare e svolte le gare. Credo che sia un'occasione unica, perché attraverso le Olimpiadi e le Paralimpiadi, che sono i marchi più visibili in tutto il mondo, miliardi di persone saranno a vedere questi luoghi magnifici che possiamo mettere in vetrina nel miglior modo possibile per sviluppare sicuramente sviluppo del territorio, turismo, possibilità, infrastrutture, impiantistica sportiva. Quindi se focalizziamo tutto questo beneficio soltanto sulla pista da bob, credo che perderemo una grande occasione. Potremmo stare qua a parlare settimane chi è sul sì, chi è sul no. Guardiamo questo evento globalmente in tutte le sue gare, le sue attività, e quello che potrà veramente essere una ricaduta di grande visibilità che porterà soltanto questo evento. Tutto il Veneto poi è compreso, quindi anche Verona sappiamo che ci sarà la chiusura delle Olimpiadi e l'apertura delle Paralimpiadi. Pensate, è la prima volta che succede al mondo che la stessa sede, nella stessa ora, nella stessa cerimonia ci sarà la chiusura delle Olimpiadi e l'apertura delle Paralimpiadi. Anche questo vuol dire integrazione, vuol dire valorizzazione di tutto il mondo sportivo olimpico e paralimpico, e io credo che questa opportunità dobbiamo viverla tutti quanti, ma essere sicuramente portatori di idee costruttive e migliorative di quello che è l'evento. Professor Malo, come commenta le parole del sindaco De Pellegrin? È chiaro che l'evento olimpico è importante per la montagna ed è chiaro che può essere un bellissimo evento in relazione ad una montagna che si estende da occidente a oriente, tutto l'arco alpino. Il sindaco parlava di evento diffuso, allora se vogliamo c'è un errore logico originario, ormai ce le teniamo così le Olimpiadi, ma pensare alle Olimpiadi Milano, Cortina è già un errore logico evidente. Milano, Verona, cioè le Olimpiadi invernali debbono in qualche modo favorire la montagna e pensare, se le vogliamo diffuse, al tutto l'arco alpino o comunque a una parte dell'arco alpino. In relazione alla pista da bob, c'è una pista da bob che sappiamo inutilizzata nell'Alto Piemonte, dopo le Olimpiadi che sono state appunto in Piemonte qualche anno fa, e può essere tranquillamente utilizzata quella, visto che vogliamo appunto l'evento diffuso, e rendiamolo diffuso in montagna. Dopodiché, ripeto, qui benissimo l'evento doveva essere il volano al fine di migliorare il territorio avendo a cuore il territorio,
Avendo a cuore il territorio significa riportare alla luce i borghi, riportare alla luce la cultura, riportare alla luce l'agricoltura montana, impiegare le finanze in questo senso. La stessa Valbelluna potrebbe avere uno sviluppo anche turistico di mezza montagna, un turismo per persone di mezza età o persone anziane. Ecco, si tratta di avere la capacità diciamo, politica, intellettuale, volta a sviluppare in questo modo il territorio, senza aggiungere cemento. Non c'è bisogno di occupare altro suolo. La legge veneta è una legge che per principi almeno nega l'occupazione di altro suolo, salvo poi prevedere un sacco di deroghe, e quindi riportiamo per esempio in Valbelluna delle forme di circolazione ferroviaria efficienti, sufficientemente rapide, creiamo delle circolazioni altrettanto rapide o comunque efficienti che ci conducano anche nella montagna veneta più interna. Una volta c'era appunto il trenino che arrivava sino a Dobbiaco partendo da Calalzo, tutto distrutto, tutto abbandonato. Ecco, in Svizzera vanno fieri di avere i treni che ancora percorrono la montagna. Cioè questa è la logica che dobbiamo seguire. Altro che discorsi campati in aria che in realtà premiano soltanto la distruzione progressiva del territorio, e con questa distruzione progressiva aumentiamo anche i problemi che riguardano il surriscaldamento, effetti negativi. Ci si lamenta che c'è poca neve in montagna. Beh, il ritorno della neve in montagna certamente non può dipendere soltanto da un riequilibrio di poche vallate, però questo contribuisce a voltare pagina, a pensare in modo nuovo, a pensare in modo intelligente, altrimenti noi siamo ripiegati verso un passato e siamo rozzi, vorrei dire, nella proposta politica. Professor Poloni, un professor Marlo molto duro, parole come pietre, qualcuno non ascolta eppure dovrebbero ascoltare, ma che futuro lasceremo a questi giovani? Che ambiente soprattutto lasceremo, professor Poloni? Ne parli con i ragazzi lunedì, quello che ha detto il professor Marlo, ecco questa presa di posizione, ma soprattutto queste lobby che vincono sempre nel nostro paese, a dispetto di quella che è la realtà, quello che è la sostenibilità, miliardi di persone mareggerà. Cortina, questa perla delle Dolomiti, tutte queste, non so, loro hanno i numeri, non so come facciano ad avere già i numeri che arriveranno, però così si dice. Prego, professore. No, beh, io sono d'accordo assolutamente con qualsiasi cosa detta dal professore e sicuramente condividerò questo anche con i ragazzi in classe e sono sicuro che saranno insomma sicuramente anche loro dello stesso parere del professore. E poi noi leggeremo queste risposte che daranno i ragazzi, perché Volentieri. È giusto anche ascoltare loro, si sentono poco, intervengono poco, eppure sono quelli che ci mettono la faccia, quelli che si espongono maggiormente proprio per l'ambiente e la sostenibilità. Sindaco De Pellegrin, come commenta? Ma guardi, io commento poco e aggiungo molto poco di quello che è stato detto, perché è giusto rispettare le idee di ognuno, guai non fosse così. Io credo che sicuramente il rispetto dell'ambiente ci deve essere in tutte le progettualità che si va a calare poi nel territorio, e questo è fondamentale, ma anche l'emissione di carbonio sull'atmosfera, quindi assolutamente, quindi anche la mobilità, la viabilità. Sappiamo la problematica della montagna, la montagna sta vivendo uno spopolamento continuo. Questo perché? Perché mancano servizi, perché le giovani famiglie non rimangono più. Quindi io credo che questo evento, per promozionare un territorio, per avere la possibilità di avere i finanziamenti, di potenziarlo, di creare quei servizi che magari un domani possono anche vivere i giovani, quindi un giovane che trova in un territorio montano la possibilità di avere tutti i servizi, può sicuramente mantenere qui la famiglia o anche essere attrattivi per altre situazioni di persone che arrivano magari dalla città, perché sappiamo che le città
sicuramente lo stile di vita, l'ambiente è sicuramente diverso da quello che è la montagna. Quindi per ripopolare la montagna io credo che abbiamo bisogno di questi eventi e tanti altri, ma anche avere la massima attenzione per non andare a deturpare sicuramente l'ambiente, perché è un ambiente unico, però ecco, non dobbiamo avere la paura, ecco, di non affrontare nessun tipo di problematica. Dobbiamo, come giustamente condivido quello che ha detto il professore, avere una cabina di regia, di cercare di costruire le cose insieme, fare meno danni alla natura sicuramente è un obiettivo, ma non frenare tutto. Per questo dobbiamo essere capaci, e credo che i giovani lo siano ancora più di noi, di trovare la modalità per ottenere uno e l'altro obiettivo, per far vivere la montagna e per fare vivere loro la montagna, perché è un ambiente stupendo, ma forse mancano, ecco, quei servizi principali perché un giovane possa fermarsi qui e essere anche attrattivi per gli altri. Allora, professor Malo, come chiude queste parole che ha detto velocemente? Ecco, che appello vuole fare, professor Malo? No, mi fa piacere, diciamo, questa considerazione del sindaco di Belluno, questa espressione di intenti. Vorrei semplicemente rammentare a tutti noi che qui non si tratta comunque di frenare lo sviluppo e di frenare in ipotesi lo sviluppo imprenditoriale. Intanto si può dire che in montagna come altrove lo sviluppo imprenditoriale ci può essere e può essere notevole. Devo chiudere, professore, veloce? Può essere notevole senza bisogno di occupare altro suolo e senza bisogno di ferire, diciamo, l'ambiente. E rammentiamo comunque che nel caso di contrasto, diciamo, tra interessi, la Costituzione vuole l'ambiente e il paesaggio in una posizione più importante, più solida, e quindi c'è una graduazione di valori. Prima l'ambiente e il paesaggio e poi altri interessi. Grazie, grazie ai miei ospiti, grazie tantissimo anche a voi. Adesso facciamo la posta di Mirella. Grazie. Buona giornata a tutti. Dopo queste lunghe chiacchierate con questi importanti ospiti anche questo sabato, leggiamo la posta di Mirella. Io inizierei ancora con un po' di biglietti perché non li ho più letti, anche per rispetto delle persone che li hanno scritti, visto che qualcuno voleva farmi anche del male, come vi ho raccontato, che c'è sempre qualcuno che cerca di fare lo sgambetto. Io leggo questi biglietti invece che arrivano. Auguri di Natale a questa organizzazione speciale che porta calore e speranza a coloro che ne hanno bisogno. Grazie per il vostro impegno nel diffondere amore, solidarietà e supporto alla comunità. Che questo Natale porti gioia e serenità a tutti coloro che aiutate e che l'anno nuovo sia ricco di opportunità per continuare la vostra importante missione. Buon Natale e felice anno nuovo. Tanto per far capire come gira. Ma gliele farò avere a qualcuno queste lettere. Buongiorno, vi auguro un buon Natale, che Dio vi doni e vi benedica con tutto il cuore. Vi ho scritto grazie mille, felice Natale e buone feste. Vediamo se riusciamo a leggerne un altro. Eccolo qua, guardate che bei biglietti però, poveretti. Ah, bellissimo, semplicissimo, grazie. Però adesso devo leggere anche questo piccolo omaggio che farò agli over 60. Me l'ha mandato la Giusi, però è giusto leggerlo. Allora, per gli over 60, siamo in un'età molto elegante, abbiamo praticamente tutto ciò che desideravamo 60 anni fa. Non andiamo più a scuola o a lavoro, abbiamo una paghetta mensile e un alloggio dignitoso. Non dobbiamo tornare indietro nel tempo. Alcuni hanno la patente e anche la macchina. Le persone della nostra età non hanno paura di rimanere incinta o di morire, perché abbiamo la fortuna di essere quasi vecchi. Quindi la vita è bella. Inoltre, siamo incredibilmente intelligenti. Il nostro cervello è più lento perché è sovraccarico di conoscenza.
Non siamo affatto stupidi, dobbiamo solo cercare più a lungo i fatti necessari tra le tonnellate di conoscenza ed esperienza. Ci sono molte cose accumulate nella nostra testa che, tra l'altro, fanno pressione sull'orecchio interno, motivo per cui a volte abbiamo problemi di udito. È come il disco rigido di un computer che rallenta perché è pieno di file. Il nostro cervello non è più debole, ma ha accumulato molte più informazioni. Dicono che le persone della nostra età spesso entrano nella stanza e non ricordano cosa volevano veramente, oppure non ricordiamo dove abbiamo messo qualcosa. Non è un problema di memoria. La natura ci costringe a continuare a muoverci un po' più a lungo. Per tutti gli over 60, cibo richiesto: verdura, frutta, legumi, noci, uova, pesce, carne alcune volte a settimana, olio Evo. 3 cose da dimenticare: età, passato e disperazione. Grazie, grazie, buona domenica a tutti, grazie a tutti voi, buona domenica veramente.